La lettura di un libro è sempre importante, specialmente se parla del territorio, della creatività del territorio. Io parlavo prima con i miei ospiti che dopo presenterò, quanto bravi eravamo, quanti creativi eravamo una volta, riuscivamo a farci tutto, non si prendeva quasi niente, anzi gli altri venivano a copiare le cose che facevamo, questa creatività che abbiamo nel DNA. Però poi qualcuno si è dimenticato di questo ed è la politica, non siamo stati noi. Abbiamo avuto forse una cattiva politica, forse una politica non competente, forse ci siamo lasciati trascinare anche noi da quello che la raccontava meglio, da quello che gridava di più, non lo so. Il problema è che siamo agli sgoccioli, sentirete gli imprenditori, quelli veri, quelli che dicono la verità, che danno i numeri giusti, non quelli che la raccontano. E soprattutto cosa si potrà fare in futuro se riusciremo almeno a salvarci, perché è un momento veramente molto complicato. Allora, continuiamo a leggere questo libro. Fu così che i due realizzarono un prototipo, trovandosi e lavorando spesso anche di domenica. Era una carrozzina dotata di 2 rotte supplementari che a comando uscivano lateralmente per poi bloccarsi e garantire stabilità, mentre con l'applicazione di un apposito comando la seduta si alzava e pantografo fino a 80 cm e poteva anche ruotare tramite un apposito meccanismo. Il tutto era stato pensato e realizzato senza che Patrick sapesse nulla. Questo prototipo venne testato per settimane. Si trattava di fatto di un collaudo e infatti dovettero apportare ulteriori modifiche per perfezionarlo ulteriormente. Il prototipo gli venne regalato in occasione del suo compleanno. Un'ora di prove, di istruzioni, attenzioni e raccomandazioni. Patrick, non devi aver fretta, non devi rischiare di farti male finché non hai abbastanza pratica. Questo è classificato come prototipo di fase di test. Lo so, professore. Poi, guardando Leon, aveva aggiunto, non sono mica scemo, so che c'è solo questo e mi deve durare una seconda vita. Sì, perché tu, Leon, mi hai dato una seconda vita, e sorrise come mai lo aveva visto prima di allora. Patrick, sollevandosi e rotando, emise un grido di gioia. Il professore fu colto alla sprovvista dalla situazione. Finse di dover rispondere a una telefonata e lasciò istantaneamente la stanza, ma quando rientrò poco dopo, i familiari del ragazzo notarono i suoi occhi lucidi e le lenti appannate. Capirono al volo e gli strinsero la mano per congratularsi e ringraziarlo. Letto questo passaggio di questo libro, presento subito i 2 graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Luana Vendramin, imprenditrice. La ringrazio, voi sapete quante volte l'ho nominata, gliel'ho detto anche, perché quando la raccontano in maniera che non è verosimile, la Mirella dice no scusa, io avrei anche questa imprenditrice che dice che le cose non stanno proprio così, perciò grazie Luana di essere qui. Saluto anche il dottor Sergio Tazza, giornalista, scrittore, parleremo di questi conflitti, cosa stanno provocando e soprattutto di un giornale che vi faccio vedere, Turisti per diventare cecchini. Eccolo qua, vediamo, mi dà quello per cortesia che si vede meglio. Ecco, grazie dottor Tazzer. Queste persone che andavano in questo conflitto di guerra e sparavano ai bambini e alle persone pagando tantissimi soldi per uccidere bambini e persone che non potevano difendersi. Io non so cosa sia successo, però sì, articoli sui giornali, poi il nulla, non si sa più niente. E sembra qualche imprenditore del nord, soprattutto, qui vicino anche a noi. Adesso vedremo se finalmente la legge farà giustizia e capiremo cosa sta succedendo. Però io inizierei proprio da Luana Vendramini, questa imprenditrice, che dice così non si può continuare. È un momento particolare. Com'è la situazione, Luana? Cosa vuoi dire questa mattina? Beh, è una situazione che si protrae già da un po' di anni, c'è una crisi nel settore calzature e abbigliamento, ma che penso possiamo vedere tutti quando andiamo a passeggiare nei centri delle città dove per la maggior parte vediamo vetrine vuote, affittasi, vendesi, quindi la desertificazione del commercio, che è sintomatico del momento. Stiamo vivendo un momento di profondo cambiamento a livello proprio globale, a livello di consumi, è cambiato il consumatore, sono cambiati gli equilibri,
Questo però ha un forte impatto sulle aziende italiane, che ricordo sempre, noi abbiamo un tessuto imprenditoriale molto particolare perché è fatto al 95% da micro e medie imprese. E ci troviamo oggi a combattere, essendoci la globalizzazione, con dei giganti che abbiamo soprattutto nell'est asiatico, dove l'azienda più piccola conta 1000 dipendenti, quindi ha una capacità di investimento, di innovazione che noi singolarmente non possiamo fare. In più abbiamo anche dei sistemi, diciamo, politici ed economici diversi, perché in Italia non abbiamo il sostegno da parte della politica, da parte dell'economia. Dall'altra parte invece ci sono degli interventi diretti da parte degli stati che permettono a queste aziende di essere competitive. E negli anni questo ci ha fatto perdere sempre di più competitività, ma oggi ritengo che siamo arrivati veramente ad un momento molto critico. Allora, ieri passeggiando per il Calmaggiore, che dovevo incontrarmi con delle persone, guardavo le vetrine, specialmente le vetrine di scarpe. Una scarpa da ginnastica, su questi negozi, come dice Luana, di un certo livello, minimo costa 100 euro, va dai 100 ai 150. Poi, come dici tu, vai nei centri dove ci sono questi cinesi che vendono di tutto e di più e trovi le scarpe a 20-30 euro. Anche a 12 euro? Anche a 12 euro. Ecco, io sono stata un po' alta, tanto perché mi vergognavo per fin di dirlo. Allora, tu fai scarpe, mi spieghi cosa costa veramente una scarpa da ginnastica? Poi lasciamo perdere il marchio. Cosa costa una scarpa da ginnastica? Allora, dipende. Le scarpe che si trovano nei negozi a 12 euro, 29 euro sono scarpe che provengono dal mondo asiatico e che costano dai 4 dollari ai 9 dollari. Qual è la grande differenza? Che il negozio che troviamo nel centro storico paga l'affitto, paga la corrente, paga dipendenti e deve caricare tutti quei costi sulle quantità che lui rivende, che sono estremamente inferiori rispetto a strutture giganti quali i centri commerciali. E questo è il motivo per cui devono ricaricare di più e perdono competitività. Mentre le catene, c'è una catena di supermercati molto famosa che vende delle calzature, per dire, antinfortunistiche a 24,90 euro. Noi che le produciamo, assicuro che solo il costo per realizzarla è molto superiore a quel prezzo lì, togliendo utili, guadagni, margini e quant'altro. Proprio produrre il prodotto. La produzione. Perché, ripeto, si approvvigionano di questi prodotti da territori che sono Asia, Cina, Vietnam, Cambogia, dove hanno dei costi di fattori produttivi estremamente più bassi, hanno degli aiuti da parte dei governi e il costo della manodopera quindi è molto inferiore rispetto al nostro. Io ricordo che in India un operaio costa all'azienda 90 euro contro i 4.000 che costa qui in Europa, quindi è ovvio che qui produrre costa molto di più. Ma possiamo dire che questi lavorano in semischiavitù? Lavorano con delle regole molto diverse dalle nostre, mentre noi dobbiamo rispettare delle normative in termini di sicurezza, in termini anche a livello sociale, perché tutte le aziende ormai italiane sono soggette a degli audit, perché se si vuole lavorare per certi brand è necessario passare degli audit che verifichino che l'azienda paghi i contributi, l'azienda rispetti le normative, abbia IDP all'interno delle aziende, i macchinari siano tutti a norma. Questo ha un costo per l'azienda, perché mantenere certi livelli comporta degli investimenti, comporta dei costi. Di là tante volte vediamo anche sui video, su Facebook o su Instagram, che vanno a lavoro nelle concerie con i sandali, quindi questa è la grande differenza che c'è tra noi e loro, e questo è quello che ci fa perdere competitività. Però, Luana, quello che emerge da quello che hai raccontato è che il piccolo, ma secondo me anche il medio, non può farcela. Come fai a farla? Assolutamente. Dove vado a vendere il mio prodotto? Come tu hai spiegato l'altra volta che eri ospite, hai detto, ma il mio prodotto dove lo vado a vendere? In Cina?
in Bangladesh, chi è che me lo compra? Allora, io sono convinta che c'è un disegno ben preciso, cioè non è che questi qua non sanno queste cose. Il problema è che stanno eliminando quello che era il know-how nostro, che era l'artigiano. Perché le multinazionali, io ho visto anche ieri passeggiando, chi è che sta riaprendo questi negozi? Sono loro. Sono riusciti a vincere la guerra, non le battaglie, la guerra. Sono loro che, avete visto con l'Electrolux, non mi tornano più i conti per un mio business, per un mio guadagno, perché io devo guadagnare, chi se ne frega, licenzio, chiudo. Qual è il problema? Cioè, quello che mi ha detto questo imprenditore, che qualche politico mi dice, beh, insomma, guarda Mirella che è finita la storia dei valori, cioè non c'è più il valore della persona, c'è il numero e il business. Smettila di pensare ai valori, perché più avanti andremo e meno valori ci saranno, sempre meno, non gliene può fregare di meno. Ma mi sembra che i grandi del mondo e della finanza stiano facendo questo. Poi i valori, io devo vedere finché guido questo paese, quello che riesco a incamerare, a farmi diventare sempre più ricco, non il paese ricco, io ricco, i miei amici, la cerca dei miei amici che mi hanno sostenuto magari anche in campagna elettorale, adesso io devo riuscire a dare, perciò devo vedere di fare questo, non gli interessi del paese. Gli interessi del paese non sono le guerre. Le guerre, gli interessi del paese, le guerre servono per arricchire questi personaggi che finché rimangono là devono diventare sempre più ricchi. Non i valori della persona, il valore del popolo, quello che ha realizzato, ma chi se ne frega? La storia, ma schiaccio un bottone e butto giù tutto, ma addirittura mando i droni sugli ospedali, sulle scuole, so benissimo perché tra l'altro si vede tutto, cioè non è che non sappiano dove vanno a finire. E allora come facciamo a resistere? Che messaggio diamo a questi ragazzi? Ma guardate cosa riescono a fare questi ragazzi, sono fuori di testa. Ma avete visto gli esempi? Avete sentito quello che ho raccontato? Non so se voi lo sapevate, di questi cecchini che sparavano i bambini alle persone per divertimento, sborsando una montagna di soldi. Ma vi rendete conto che messaggi arrivano? E poi ci lamentiamo di cosa? Che il diversamente agile non è tutelato, che Luana non è supportata, che la storia non interessa alla politica perché deve fare la sua storia, non la storia del passato, quella che insegnerebbe. Deve lui fare la sua storia, deve farsi le cattedrali nel deserto e dire questa l'ho fatta io, anzi ne ho fatto più di una, sono mie queste, no, sono cose fatte con i soldi nostri, con i soldi pubblici queste cattedrali. Non so se qualcuno ieri sera ha visto dove sono state uccise queste due donne, questi palazzi completamente abbandonati, finiti, abbandonati là. E quelli di chi sono i soldi? Di chi sono i soldi? Quando dico queste opere che non ne vai fuori, perché non hai voci in capitolo. Luana non ha, da chi va? Le associazioni di categoria, ne parliamo Luana, perché sembra che adesso, a parte che sono tante, ogni tanto sento una nuova cosa, e dico ma perché è nata la nuova cosa? Cioè non c'era già, serviva, cioè questa dispersione di denaro forse. Cosa dici Laura? Allora, nel nostro caso noi abbiamo diciamo, il cappello del distretto dello Sport System, che è comunque una fondazione che sta cercando di riunire gli imprenditori al tavolo, gli imprenditori del nostro settore, per cercare delle soluzioni. Quindi fortunatamente ci sono queste associazioni però, perché fanno da trade union tra tutte le varie aziende e proprio negli ultimi mesi stiamo cercando noi imprenditori del distretto di trovare delle soluzioni, di andare verso a forme di aggregazioni tra le aziende in modo da essere meno soli e soprattutto di avere una dimensione anche di fatturato, di dipendenti che ci permetta di attuare delle strategie che ci rendano più competitivi. È molto cambiato l'approccio anche dell'imprenditore veneto che tradizionalmente è sempre stato un imprenditore molto chiuso, molto attento al suo perimetro. Oggi invece, probabilmente per necessità, si sta andando verso a un dialogo molto più aperto, a trovare delle soluzioni comuni, investimenti comuni e questo ci aiuterà sicuramente. Ma non è un po' tardi, Luana, scusa, perché cioè io capisco, ma mi sembra che siamo veramente, cioè chiudiamo le porte quando qualcuno è scappato. Sicuramente se l'avessimo fatto 10 anni fa saremmo arrivati a questo momento che è comunque
un momento di cambiamento anche a livello sociale. Sono cambiate le persone, il mondo non è più quello che era 10 anni fa. Saremmo arrivati sicuramente più preparati, ma il tentativo va fatto, certo, perché il prezzo da pagare altrimenti è troppo alto, per però tutti, anche per il paese. È un peccato perché per strada in tutti questi anni abbiamo perso tanti artigiani, abbiamo perso tanta creatività, perché non ci hanno più creduto. Chi me lo fa fare? Vendo la mia azienda, perché io non riesco più a rimanere in piedi. Vi ricordate gli imprenditori che si sono suicidati? Cioè, perché ogni tanto ce lo dimentichiamo, invece dobbiamo ricordarlo, e non si sono suicidati perché avevano deciso che era troppo faticoso. No, non era faticoso, è che nessuno li supportava, e per loro l'azienda era una famiglia. Ecco qua il valore, ecco qua il valore della persona, perché per loro questi operai erano un valore enorme. Si vergognavano a dire a queste persone non ce la faccio più, perché hanno bussato alle porte, ma era tutto chiuso. Chi è che dava credito a questi imprenditori? La vergogna, perché noi abbiamo la vergogna di fallire, di non essere più all'altezza della situazione, ma vi rendete conto? Questo fortunatamente, come dice Luana, qualcosa ha insegnato, che specialmente io sono convinta, Luana, i giovani imprenditori come te, non sei una diversamente giovane, sei un'imprenditrice che può dare ancora molto, hanno detto qui l'importanza di fare squadra, eccola qua. Noi siamo col campanile, siamo con... Ho finito. No, siamo col campanile, siamo ancora con l'orticello, io lo sento. Anche i sindaci fanno fatica a fare squadra, fanno fatica a far capire l'importanza della fusione o dell'unione dei comuni, perché tantissimi vogliono tenere ancora il proprio orticello, ma con il proprio orticello non vai da nessuna parte. Però si fa ancora fatica. Prego, Tazze. Il mondo della manifattura del Veneto, come può salvarsi a questo punto? Lei che è un'imprenditrice anche giovane. È stato uno degli argomenti maggiormente discussi ai tavoli nei quali mi sono seduta, e la soluzione che oggi emerge è proprio quella dell'aggregazione. L'imprenditore singolo, a meno che non abbia delle dimensioni, quindi un'azienda sui 150 milioni di euro, per cui ha già una forza propria per poter far fronte alle aziende con cui noi ci scontriamo dall'altra parte del mondo, è necessario unirsi, perché unendosi si riescono a fare delle economie di scala che permettono di colmare quel gap che attualmente stiamo avendo con i nostri competitor asiatici. Ecco, l'idea è che da fuori pare che l'idea è che non succeda niente, cioè che queste siano delle ottime idee, dei buoni propositi, ma che non stia succedendo niente. Io vedo anche a livello governativo, mi pare che faccio il nome e cognome, il ministro Urso, eccetto che fare francobolli, non si dia molto da fare in questo senso, sta aspettando, forse è improprio considerarlo come ministro, ma esiste. Certo, il sentiment che ho io è che non si sia consapevoli a livello proprio politico del grave danno che sarebbe perdere il tessuto manifatturiero italiano, perché pagheremo un prezzo altissimo. Ci stiamo già accorgendo per certi versi. Non possiamo diventare una nazione esclusivamente di servizi, anche perché noi ce l'abbiamo nel DNA, la manifattura. Tutti gli imprenditori, tutte le aziende che noi abbiamo nel Veneto sono nate perché c'era qualcuno che a un certo punto ha capito che sapeva fare qualcosa, e quindi è partita proprio dal prodotto, e producendo ha creato le aziende. Ce l'abbiamo nel nostro DNA, non possiamo diventare una nazione esclusivamente di servizi, è un patrimonio che va assolutamente tutelato e stiamo cercando di farlo noi. Allora, sentiamo anche cosa dice Bitonci e Basso, perciò abbiamo sentire da voci importanti sia a livello politico governativo ma anche dal sindacato. Andiamo a sentire per quanto riguarda l'Electrolux. Tutti vogliamo un piano industriale, un piano di rilancio, che siano salvaguardati i lavoratori, che ci sia continuità produttiva. È stato dato tanto a questa azienda
Ricordo prima, mentre lavoravamo, abbiamo fatto anche parlavamo un calcolo anche, insomma parliamo di più di 130 milioni di contributi pubblici su 400 milioni di investimenti, quindi vuol dire che sia Regione Veneto che Regione Friuli che lo Stato nazionale insomma ha dato, e non consideriamo Industria 4.0 e transizione, magari c'è altrettanto anche in questi, quindi l'Italia ha dato, è giusto che adesso Electrolux risponda. Chiaramente per noi resta fondamentale togliere dalla discussione, questo è il tema comune, i 1700 esuberi. Con questa spada di Damocle non si può neanche iniziare a discutere. Ci sono speranze che l'azienda, secondo lei, possa accettare un punto di partenza di questo genere? Noi assolutamente lo chiediamo, anche con la pressione delle regioni, lo chiederemo al governo, lo chiederemo al ministro Urso, perché è inaccettabile partire da questo tipo di posizione che di fatto taglia in maniera lineare il personale. Abbiamo in linea Rinaldo, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. In quanto riguarda il nostro mercato, basta andare qua vicino a Padova che c'è il Chinatown, ma non da adesso, dei 30 anni che aveva. E veniva 1, 2, 3, adesso è un paese intero, mi vende le scarpe, come dice la signora, a 5 euro, una pinza a 2 euro, ma non da adesso, da 30 anni fa. Si doveva serrare la porta prima che il gatto scampa, adesso che abbiamo venduto tutte le più grandi industrie. C'è sta il governo nostro da 50 anni a sta parte, ancora oggi, ai nostri imprenditori. Una volta gli dava i prestiti, gli dava incontro. Io ne conosco amici imprenditori che in Ungheria si andavano in giro per il mondo, ma si sono tornati tutti. Ma la grana gli aveva fatta perché parliamo di costi che, come che dice, diciamo 400 euro al mese, qualche economia. E bisogna, questi imprenditori che sono qua, bisogna aiutarli. Siamo la terza potenza al mondo, e siamo un paesetto in confronto all'Asia, che è roba che più decisi in Germania e in Germania. Noi altri diciamo, ma cosa sembra? Parliamo di robe che sappiamo la RAI che dà al festival 700.000 euro per 3 giorni, 40.000 a un ospite, 200.000 a Fiorello dell'idea. Ma con che misura si parte delle paghe della gente? E dopo che sono operaio, fa 1.500 euro al mese e non può neanche vivere. E a vergognarsi. Ha cresciuto l'abbonamento della televisione, 20 euro, nessuno sa niente. Allora che con la televisione, da 56 anni, Mirella, a casa mia, perché non daremo tanto mal ciappai. Adesso facciamo un referendum, non si parla più la televisione e scegliamo un altro pubblico come attua, come quello che scegliamo gli altri. Ma cosa fai di soldi nostri? Che sia una roba marginale sto fatto della televisione, ma io la vergognarsi. I politici, i gatti da dentro fiori, che non hanno ne altre parte, va bene, a 110-120 mila euro all'anno. Ma Mirella, e cosa corri tanti discorsi? Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, grazie con le tue riflessioni, sono le riflessioni che molti fanno a casa, il problema è che una soluzione bisogna pur trovarla, perché sarebbe veramente un peccato, ma un peccato originale, perdere questo know-how che abbiamo, che ancora c'è, perché viene trasmesso. Il DNA si trasmette, non c'è niente da fare, Luana. Il problema è che prima o dopo qualcuno lo capirà. Io sono molto ottimista per quanto riguarda i giovani invece. Io sono convinta che forse non riusciamo ancora a capire il valore che hanno questi ragazzi, la creatività che hanno, ma la stanno anche dimostrando se gli dai il gioco giusto e come sanno giocare. Il problema è che anche l'imprenditore, il segno, ha paura di lasciare, ha paura che questo ragazzo sbagli, di non dare fiducia, poi magari paga il CEO nella montagna dei soldi e dopo magari fallisce anche l'azienda.
Però secondo me l'operaio dovrebbe essere visto proprio come un know-how, perché è quello che tiene in piedi l'azienda. Cioè il grande Leonardo Dal Vecchio, lui investiva sull'operaio, cioè quando aveva degli introiti li dava alle persone, agli operai. Io non ho mai visto gli operai piangere quando moriva un imprenditore, con lui li ho visti piangere, perché l'operaio per lui era un valore aggiunto. Io penso che se tu hai operai, se sono bravi, sono dei valori aggiunti che ti tengono in piedi l'azienda. Devi investire su questi operai, chi può, sto parlando di chi può, e soprattutto la politica dovrebbe dare questa possibilità a imprenditori come Luana di stare in piedi, di riuscire a esserci anche lei, anche se è più piccola di questi colossi, perché lei ha la creatività che loro non hanno, ma la copiano, gliela portano via. Quanti soldi vuoi? Tieni qua, dai, dammi. Prendono l'azienda, la ciccia, lasciano la carcassa e con quella vai avanti Italia. Non possiamo più continuare così. E cambiamento culturale, ma in attesa che arrivi questo cambiamento culturale, cosa facciamo, Luana? Ecco, che messaggio vuoi dare alla politica questa mattina, che sicuramente ti vede, ti ascolta, se non stamattina ma stasera di sicuro? Il messaggio è molto semplice. A mio avviso il Paese non può permettersi di perdere il tessuto imprenditoriale nel tessile e comunque nella manifattura in generale. È necessario che si rendano conto che oggi stiamo sul mercato con aziende che non sono soggette alle nostre norme, non giochiamo la partita con le stesse regole. E quindi un intervento che potrebbe fare il governo è quello di rendere almeno la partita paritaria, in modo che ce la giochiamo con le stesse possibilità. Oggi non è così, noi siamo molto più svantaggiati. Certo. E su questo abbiamo bisogno di essere aiutati. Eppure, dottor Tazza, la storia dovrebbe insegnare, ecco, questa guerra che è sempre questione di prodotti, non sarà la scarpa ma sono le terre rare, è il gas, è il petrolio, è sempre un prodotto che mi interessa ad avere mio. Ma prima di tutto io faccio una riflessione. Abbiamo sentito l'assessore Bitonci parlare di 150 milioni, sono bruscolini dati dalla Regione Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia, del governo centrale alla Electrolux nel passato. Ora, insomma, cos'è? Un regalo? Non si controlla? Come vengono dati questi soldi? Perché non si controlla dove vanno a finire se sono investimenti? Pare che siano stati non investimenti. È vero o non è vero? Ora la Electrolux a Stoccolma dice che ormai non ce la fanno più. Ma scherziamo, dove sono andati a finire tutti questi soldi che hanno guadagnato in passato con la produzione e anche con queste buone mani delle regioni e degli stati? Dobbiamo farci questa domanda e chiederlo anche ai politici che sono di tutte le estrazioni, di centro, di destra e di sinistra, che hanno dato soldi a questa roba qua. Per quanto riguarda la guerra, lei ha citato prima un fatto che è incredibile, e cioè di questo turismo di killer, cioè persone che partivano dall'Italia con, leggo qua, con aerei da piccoli aeroporti, andavano in aeroporti serbo-bosniaci, serbi, eccetera, eccetera, poi si portavano a Sarajevo, che era circondata, si ricordano, e la sparavano, gli fornivano anche le carabine col mirino telescopico, e questi sparavano per ammazzare le persone come fossero, non so, delle quaglie o delle lepri. Tiro al piattello. È incredibile. Uno è già stato beccato, ma lui ha detto che lui non ha mai fatto questo qua. Ma ho visto in televisione con una strafottenza come rispondeva. Ho detto, ma scherziamo, questo sarebbe altro che Al Capone. Ci rendiamo conto che questi camminano fra di noi. Sono ricercati dalla giustizia bosniaca-erzegovese, e mi pare che ci sia anche adesso la giustizia italiana che vuol saperne di più, ma se la caveranno perché è anziano, perché qua e perché là. Cose vergognose. E soprattutto anche capire che valore ha la vita umana, oppure il colore della pelle ha un valore, un altro ne ha un altro. Abbiamo visto quel ragazzo massacrato da ragazzini italianissimi, ma non ha avuto lo stesso scalpore
di quel ragazzo che abbiamo sentito. Allora ci sono due pesi, due misure. Dottor Tazzer? Abbiamo delle diverse sensibilità, diciamo. Sì. Allora, questo è stato ammazzato, che era un operaio, una persona che lavorava e quindi non era un parassita, chiamiamolo così, ecco. E poi c'è questo giovanotto, sarà stato insano di mente, come stanno facendolo passare, però si è comportato né più né meno come ha visto e sentito e ha copiato quello che avveniva in altre parti del mondo, che si lanciano con la macchina sulla folla. È successo a Berlino, è successo negli Stati Uniti, e questo qua adesso verrà mandato nel manicomio giudiziario. Non so neanche se ci siano più questi manicomi giudiziari. Sostanzialmente ha fatto delle... io sto pensando a quelle persone ai quali hanno amputato le gambe. Come vivranno questi? Come vivranno questi? Chi gli va a raccontare che questo ce l'aveva su con Gesù Cristo, con i cristiani, con l'Università di Modena, che lui non voleva, sentivo prima per radio, voleva addirittura che l'università gli trovasse un lavoro, ma non un lavoro di magazziniere, diceva proprio. Voleva un lavoro di impiegato. Cioè, io ho studiato e questo lavoro vorrei in base allo studio che ho fatto. Qui siamo veramente al sovvertimento della ragione. Questi che vanno a sparare a dei civili perché c'è una guerra e pensano di farla anche franca, e la faranno assai probabilmente franca, perché con qualche buon avvocato se la caveranno, e in più, essendo distanti dalla Bosnia e Erzegovina, sono in un paese grandemente garantista come l'Italia, e quindi sicuramente se la caveranno. Però anche noi, popolo italiano, allora ci dividiamo in due l'Italia per la famiglia nel bosco, per Garlasco, e su questo caso qua come niente fosse, eppure sì, lo hanno sentito, lo hanno letto, ma questo caso non mi riguarda, questi cecchini non mi riguardano. Luana, ma forse siamo anche noi un po' a essere dei cecchini, a colpire sempre le fragilità. E queste fragilità può essere l'imprenditrice, l'imprenditore, può essere diversamente agile, perché è sempre di fragilità. Dalle parole che hai detto tu questa mattina, la tua azienda è fragile perché non è sostenuta, non sei tu fragile, l'azienda che è diventata fragile perché non hai quel supporto, quella sicurezza e soprattutto la protezione che dovresti avere come imprenditrice. Tu paghi le tasse, tu giustamente devi giocare a armi pari. Non posso giocare con le armi spuntate, io devo avere le armi che hanno gli altri. E questo la politica, è inutile che diano la colpa sempre alla Meloni, l'ultimo governo. Non mi sembra che neppure in passato abbiano fatto qualcosa. Abbiamo passato 70 governi, cioè il prossimo anno dobbiamo votare un'altra volta. Cioè, la dice lunga su quello che potevamo fare, dare, perché le menti pensanti le avevamo, ma se continuiamo a mettere in politica persone che non sono preparate, e guardate cosa ha raccontato, ecco, quel medico, no, il sindaco ieri di questo TSO, come viene fatto adesso, è impossibile farlo. Capite che c'è qualcosa che non torna, o pensano che siamo tutti degli imbecilli, perché a questo punto non so più cosa pensare, però tu devi andare avanti, la tua azienda deve continuare a vivere, deve sopravvivere, come fai? Ecco, alla politica è sempre la politica. No, ma dove va Luana? Scusate, dove va? Qui bisogna cambiare le regole del gioco, e non è che sia così difficile cambiarle se uno vuole, perché come hai dato la possibilità alle multinazionali di non pagare le tasse fino all'altro giorno, adesso dai la possibilità anche a me di non pagare le tasse finché non mi riprendo. Scusa, ma come loro lavoravano qua e non pagavano le tasse qua, le pagavano dove volevano, e tu dove le paghi le tasse? Vai a pagarle nei paesi fiscali, forse, Luana? Cioè, capisci che la bilancia pesa sempre diversamente dalla persona veramente che ha fatto grande il paese. E il paese non è, lo dico tutte le mattine, non è diventato grande la multinazionale, quarta potenza al mondo per le multinazionali, ma per le persone come Luana nei vari settori. O sbaglio, Luana? No, è giustissimo, è giusto. E se perdiamo questo valore cosa fai? Dove vai? Cosa vai a fare? Cosa ti inventi? Cioè non fai più la scarpa, cosa fai? La borsa? No, anche perché appartiene allo stesso settore merceologico, appunto. Quindi siamo là, insomma. Ma io mi domando, ma questa barca di quattrini del PNRR, che effetto ha avuto? Mi faccio anche un'ulteriore domanda. Benissimo, il restauro delle mura di Treviso sono belle,
ma che cosa comporta nel futuro, diciamo, produttivo? È stato un investimento che valeva la pena, ma dico delle mura di Treviso per altri restauri di chiese. O lo studentato? Sì, ecco. Ma invece al mondo produttivo cosa è venuto in tasca per sostenerlo e per renderlo ancora più economicamente valido, concorrenziale? Ma più che il mondo produttivo, io penserei alla famiglia, perché la Luana, indipendentemente che sia un'imprenditrice, ha una famiglia. Come aiuti tu, come hai aiutato tu le famiglie italiane con i soldi del PNRR? I soldi del PNRR erano destinati soprattutto al sociale, lo dico quasi tutte le mattine, sono stati deviati, completamente deviati su progetti che davano visibilità a qualcosa. È molto facile, faccio una bella colata di cemento, la vedo subito, l'ho fatta, anche se dentro non c'è niente, ma intanto ho fatto la colata di cemento. Ma vi rendete conto che hanno i soldi e non riescono a spendere? Ecco, io questo non riesco a capirlo. Cioè non riusciamo a spendere i soldi del PNRR, lo hanno detto anche i sindaci. Ma allora prima li prendi tutti, perché noi abbiamo preso tutto fino all'ultimo centesimo, adesso non so come spenderli, non ce la faccio a spendere. Allora cosa è successo, Luana, secondo te? Allora, quello che posso dire io è che una criticità che io sento oggi nel sistema è che non c'è un investimento nei giovani. Allora, io fortunatamente ho 3 figli, anche di età diverse, quindi ho l'occasione di parlare con i loro amici, quindi con una platea di giovani di un certo numero. E quello che mi colpisce sempre è, a differenza della generazione mia, dove avevamo un entusiasmo nei confronti del futuro e sembra che avessimo il mondo in mano, potessimo fare qualsiasi cosa nella vita, loro invece sono estremamente demotivati, perché non è vero che i giovani non hanno voglia di far niente. I giovani hanno tante idee, ma si vedono privati di qualsiasi strumento per poter accedere a qualcosa di meglio nella loro vita, per poter costruire qualcosa. Banalmente pensiamo alla casa, pensiamo all'abitazione, che per l'italiano è ancora un valore molto sentito. I miei genitori si sono costruiti casa senza accedere a mutui, semplicemente lavorando. Oggi è impossibile farlo e io penso che i miei figli, o comunque i ragazzi che oggi hanno 18 anni, un domani sarà impossibile per loro avere casa, perché i costi, gli stipendi e le regole anche bancarie non te lo permettono, perché oggi devi accedere ad un mutuo per 30 anni. Se non hai garanzie, le banche. Quindi anche questa cosa è una cosa che andrà molto a modificarsi nel futuro e non è un cambiamento da poco, perché noi siamo attaccati a dei valori che abbiamo sempre conservato e tutelato e che oggi li vediamo veramente scivolarci dalle mani. Questo è vero. Pubblicità. Adesso vi porto a Trieste, andiamo a vedere questo caso che è emerso ed è esploso, questi alunni e clandestini, e sentiremo il dottor Tazzer cosa ne pensa e come commenta questo servizio. Fallo vedere. Eccolo qua. Allora, dottor Tazzer, è successo il finimondo, migranti, ragazzi che vanno assieme ai clandestini, che portano il mangiare, che li conoscono. Lei come ha vissuto questo episodio che soprattutto molta politica ha detto vade retro Satana? Allora, ci sono due piani di ragionamento. Il ragionamento della carità, la caritas cristiana, che va bene, che però nel caso specifico lasciatelo il cartello per cortesia. Si è incrociato con delle tendenze politiche di professori. E questo... Aspetti, dottor Tazzer, però è scritto lezione di umanità o scelta inopportuna, col punto di domanda. Lei come risponde? Io rispondo che sia la seconda parte, scelta inopportuna.
per il semplice motivo che i giovani sono stati portati da insegnanti e probabilmente non erano stati preparati a questo incontro. Bisogna vedere anche se sono stati preparati e come. Bisogna far presente che ci sono delle leggi del nostro paese che devono essere rispettate, come vanno rispettate anche le leggi dell'umanità. Ed è difficile far combaciare questi due elementi della morale che però collidono anche con le leggi dello Stato italiano. Ci lamentiamo che l'Italia sta diventando un colabrodo. E per certi versi è così, Io abito a Santa Maria del Sile e lì c'è il dormitorio per questi poveri disgraziati. Il parroco Don Kirchner si sta dando molto da fare. Stiamo assistendo alla vicenda di questi pakistani che dormono nei garage comunali e privati. Non è possibile che una città come Treviso non affronti questo problema, ma non è neanche vero che il comune di Treviso, un ente locale, debba prendersi carico di eventi che vengono patrocinati dalle piedonne o dei buoni di cuore, venite, e dopo non sappiamo dove metterli. È vero o non è vero? Il problema che non sappiamo dove metterli, è che sapremo dove metterli, però qualcuno mette i paletti. Noi abbiamo edifici che sono lasciati dello Stato. E anche del Comune. E anche del Comune, soprattutto anche, però che non vengono date a queste persone. Anche la Chiesa, ad esempio, abbiamo questi monasteri, non abbiamo più frati, non abbiamo più preti, non abbiamo più suore, e tutti questi edifici enormi sono chiusi. Luana, come vedi la storia degli immigrati? Ad esempio, io ho tutte le aziende che vengono e anche associazioni importanti, ma anche della Confartigianato, che dicono guardate che senza di loro noi non potremo più andare avanti, che sono loro che lavorano. Come si comportano queste persone? Sono tutte persone da emarginare oppure tu vedi la volontà di integrarsi, di lavorare, di mettere famiglia? Come vedi la situazione? Tu ne hai? Allora, no, noi direttamente in azienda no, però comunque conosco dei colleghi che li hanno. E anche qui non è che c'è una regola, ci sono delle persone, degli immigrati che vengono in Italia con la famiglia oppure lasciando anche la famiglia nel paese di origine e che si comportano benissimo, si mettono in gioco, lavorano molto seriamente e poi ci sono anche lì dei casi che a mio avviso sono anche in minoranza, che invece non riescono ad adattarsi ad un sistema che è oggettivamente diverso dal loro, a livello sociale ma anche a livello di rapporti con le persone, e lì dipende veramente dalla sensibilità della persona. Certo è che io sono d'accordo nel dire che quando si permette l'arrivo in massa di immigrati bisogna anche avere già effettuato un piano di gestione di queste situazioni, perché il grosso rischio è quello di far arrivare della gente che non sa né dove andare a lavorare, né dove andare a dormire, né cosa fare, e lì si crea un pericolo, perché quando le persone non hanno nulla da perdere e hanno bisogno comunque di soddisfare i bisogni primari, il rischio è che poi si arrivi anche a commettere delle cose che non vanno bene. Abbiamo Cristian da Brescia, salutiamo anche Brescia questa mattina. Vai Cristian. Grazie. Che intervengo qua nel programma. Allora, io ho il mio parere che nel nostro territorio, nelle nostre città, stanno arrivando troppi. Io non sono razzista, che Yamamba e di Santo Domingo, io non sono razzista con nessuno, però ultimamente stanno arrivando troppi e fanno casino, rubano, accoltellano, c'è di tutto al giorno d'oggi e non va bene questa situazione. Uno anche la nostra sanità, uno che loro si accoltellano tra di loro senza documenti, li guardano subito e noi dobbiamo aspettare per una sanità di merda, noi italiani
Dobbiamo aspettare anni e anni per fare delle visite e questo è una cosa vergognosa. Il governo, io sono di destra, mi piace la destra, però il governo non sta risolvendo niente. Quanti anni hai, Cristian? 23 anni. E come vedi il tuo futuro, Cristian? Io vedo il futuro in peggio. Secondo me è peggio ancora il mio futuro, il futuro della generazione mia è sempre più peggio, sempre più peggio. Grazie Cristian, grazie anche della telefonata, mi fa molto piacere averti sentito, è un ragazzo di 23 anni, così dice Cristian, che dice il mio futuro, quale futuro in queste condizioni? Allora, dottor Tazze, tutti questi arrivi, però se noi avessimo la possibilità anche di capire come viene gestito il tutto, forse sarebbe anche meglio, e non sappiamo mica come è gestito il tutto. Adesso ho sentito il prefetto di Treviso che ha deciso di togliere, di fare l'accoglienza alle cooperative e di darlo al mondo del volontariato. Perciò adesso un'associazione che è nel territorio da 6 anni, minimo a 6 soci, può partecipare a questo bando della prefettura per fare l'accoglienza. Allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Sì. Allora c'è qualcosa che non va anche con le cooperative, con tutto il rispetto, e ce ne sono anche di bravissimi, diciamo mica di no, però c'è qualcosa che allora, ci sono molte cooperative che sono anche fasulle, abbiamo visto in Meridione, non lo so come sia nel Veneto, però non sappiamo quanti soldi, quanti miliardi vengono stanziati e spesi per questa assistenza. E a chi vanno e come vengono gestiti. Chi avesse curiosità si metta al mattino e magari anche alla sera davanti alla ex caserma Serena, alle porte di Treviso, a vedere quanti giovani che stanno bene, che sono in salute, che se ne vanno. Dove vanno? A lavorare nei campi. Sono in regola? Anche in località non proprio vicine. Sono in regola? No, molti con contratti anche precari, perché non si capisce chi fa i contratti in Italia, perché chiunque quando ha 3-4 persone può fare un sindacato, perciò io ho letto anche questi contratti, 2 euro, 3 euro all'ora. Vabbè, come si fa 2 euro, 3 euro? Pure? Ma per questo che servirebbe una gestione totale della questione. Ma io mi domando, da cittadino a questo punto, vale la pena tenere in piedi questo sistema di, chiamiamola, ospitalità pelosa? Ma qualcuno va molto bene, dottor chiaro, Tazze. adesso le cooperative non vanno più bene e il volontariato è la stessa cosa, il cane che si mangia la coda sostanzialmente. Sì, ma anche va bene agli imprenditori, perché fino adesso non mi sembra che abbiano mosso veramente il mare, nel senso, una volta, io lo dico sempre, Luana, il vecchio imprenditore, il vecchio industriale, la prima cosa che faceva, aveva la fabbrica e faceva la casa vicino alla fabbrica per i propri operai, investiva, eccolo qua, investiva sul valore della persona. Io l'ho chiesto a un imprenditore che ho avuto ospite, diversamente giovane, poco tempo fa, e sa qual è stata la risposta alla mia domanda? Che differenza passa tra gli industriali di una volta, quando c'era lei, e i nuovi industriali di adesso? Ah, semplicissimo, ha detto Mirella, adesso sono dei finanzieri, alta finanza e basta. È vero che è così, Luana? Probabilmente a dei livelli molto alti, sì, però non credo che sia la parola più idonea per etichettare il tessuto imprenditoriale del Veneto. Allora, bisognerebbe dividere anche questo. Sì. Bisognerebbe dividere, è sempre il discorso di prima, no? Qui ci sono ancora imprenditori che vogliono bene all'azienda e ci sono dipendenti che vogliono altrettanto bene all'azienda. E questi qua, ed ecco qua il discorso, sono quelli più penalizzati. Certo. Perché che gioca la mano di carte è il grande industriale, la grande multinazionale. Questa è la verità. Io ieri l'ho vista passeggiando, i negozi sono quelli ormai. Ma il nostro veramente know-how, vi ricordate la boutique, la vetrina? Io a volte guardo le vetrine e dico, ma scusa, magari una stiradina, cioè, non gliene frega più niente, il valore del prodotto che io espongo. Una volta si faceva la gara, mi ricordo chi faceva la vetrina più bella, non doveva esserci.
Adesso chi se ne frega, non sai neanche chi fa la vetrina, come la fanno, che prodotto metto, poi guardi il prezzo e ma perché guardo bene se è vero. Allora, cosa secondo te, Luana? Chi c'è in linea che non ho sentito? Maurizio Conselve, vai Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Allora, io mi riallaccio a quello che ha detto Cristian, perché Cristian ha detto cose sante. Allora, io aggiungo, vengono tutti qua. Li chiamano, li vengono qua questi signorini, però allora vengono qua, chi è che li mantiene sta gente qua? Perché bisogna anche mantenerli, questo vorrei sapere io, chi è che li mantiene? Naturalmente il cretino del popolo italiano che li mantiene, perché l'italiano va a lavorare, ok, produce, si trova sempre di più la busta paga svuotata per mantenere questi che vengono qua, ok? Ecco, allora, diciamo un'altra cosa. Innanzitutto questi non hanno voglia di lavorare, oppure ce ne saranno 4 su 5 che hanno voglia di lavorare, sì e no, ecco, perché questa è la verità, bisogna dire le cose come stanno, ecco, perché prima di chiamarli qua, come ha detto prima la dottoressa, ha ragione, bisogna preparare un piano, non chiamarli qua alle spalle degli italiani che vengono, prima di tutto vengono qua perché sanno benissimo che praticamente hanno tutti i sussidi, li portano via gli italiani, ok? Sussidi, sia sussidi economici che anche quelli naturalmente sanitari. E l'italiano si trova che praticamente quando deve andare a fare una visita è l'ultimo arrivato. Allora qui c'è un razzismo al contrario, se mi permettete dirlo, ok? L'italiano più penalizzato di un extracomunitario. Buona giornata a tutti. Abbiamo sentito le riflessioni di Maurizio da Conselve, adesso andiamo a vedere questo sequestro di scarpe, marchi falsi. Andiamo a Trieste. Erano realizzate interamente in Turchia, ma riportavano tutte la falsa dicitura Made in Italy. Le 2000 paia di calzature rinvenute e sequestrate nel porto di Trieste dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Il sequestro ha avuto origine da un'attività investigativa mirata condotta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalle Fiamme Gialle su una spedizione commerciale che, giunta presso lo scalo Giuliano dal porto turco di Izmir a bordo di un tir turco, era destinata in Germania e nei Paesi Bassi. Dall'ispezione del carico si è accertato che le diciture Made in Italy e lavorazione artigianale erano state apposte sulle calzature al fine di lasciare intendere che la produzione fosse avvenuta in Italia, in modo da crescerne il pregio e renderle più appetibili per i potenziali acquirenti. La merce, inizialmente posta sotto sequestro, è stata in seguito dissequestrata su disposizione dell'autorità giudiziaria, in quanto l'azienda olandese destinataria, riconoscendo le proprie responsabilità, si è impegnata a intervenire sui prodotti rimuovendo ogni dicitura e simbolo relativo al Made in Italy. Un'altra operazione dopo quelle dei giorni scorsi, sempre nello scalo triestino, a tutela delle aziende nazionali che scelgono l'artigianato italiano per la realizzazione dei propri articoli. Allora, Luana Vendramin, come commentiamo questo servizio? Il marchio contraffatto, a volte è talmente uguale. Qui mi sembra un problema di origine della merce. Origine. Ovviamente il Made in Italy ha più appeal del Made in Bangladesh o in Tunisia e quindi a volte tentano di aggirare il sistema facendo arrivare della merce etichettata in questo modo, ma fortunatamente che poi ci sono anche le autorità che intercettano queste cose perché sono falsi. Cos'è il Made in Italy per Luana Vendramini nel 2026? Vogliamo spiegarlo? Cos'è sto Made? C'è ancora il Made in Italy? Farà fatica veramente ad averla vinta su qualcosa di diverso che non è Made in Italy? Allora, io credo che il Made in Italy nel mondo sia ancora riconosciuto, non solo nel settore del calzaturiero, dell'abbigliamento, ma anche nel settore del food, dove noi siamo molto bravi. Credo che abbia un valore. Quello che penso io, che ritengo, è che abbia valore però negli articoli ad alta gamma. Lì il consumatore ancora percepisce la differenza tra il Made in Italy e il Made in qualsiasi altra parte del mondo, perché credo che
non abbiamo rivali in questo, ok? Solo che una volta ce l'aveva su tutte le categorie di prodotti, partendo anche dal basso. Oggi invece ci stiamo posizionando nell'alto di gamma e quindi siamo molto riconosciuti in quella fascia di prezzo. Questo lo dimostra anche gli scandali che sono emersi quando si è scoperto che i brand di lusso in realtà producevano gli articoli in Asia, facendoli passare per Made in Italy a dei prezzi esorbitanti. I consumatori si sono ribellati a questo. E abbiamo visto il crollo anche dell'extra lusso, sì, perché veramente la gente ha detto ma cosa compro, cosa mi vendono. Ecco, e soprattutto questa tutela, da chi dovrebbe essere fatta, Luana? Io non penso solo dall'Italia, anche l'Europa dovrebbe avere un ruolo importante e strategico in questo. Sì, io penso che il primo difensore del Made in Italy sia il consumatore. È il consumatore che quando sceglie di comprare qualcosa dovrebbe essere un po' più attento a questo aspetto, perché è il primo difensore del Made in Italy. Se da consumatore scelgo di acquistare il Made in Italy continuerà ad avere un valore nel mercato. Se sono io per primo che lo boicotto a favore di altri prodotti che provengono da altre parti, progressivamente gli faccio perdere valore. Quindi è vero sì che deve esserci una tutela da parte dei governi anche a livello europeo, non solo del Made in Italy ma delle eccellenze locali, dovrebbero essere tutelate. Però io invito anche il consumatore a fare questa riflessione qui, a scegliere bene quando fa un acquisto. Se adesso ci fosse la Presidente Meloni, Giorgia Meloni, ad ascoltarla, cosa chiederebbe Luana Vendramini a questa Presidente molto tosta che sa dare le carte quando gira l'Europa, però viene molto contestata, non solo l'Europa nel mondo, ma molto contestata invece per quanto riguarda l'Italia? Io le chiederei di dare la disponibilità a sedersi a un tavolo con un rappresentante dell'industria o delle attività comunque commerciali di ogni provincia d'Italia e di ascoltare cosa hanno da dire. Questo chiederei, perché sa, è anche chiedere aiuti senza poi andare poi nel merito della cosa e nel concreto di quello che a noi serve è dire nulla, perché è un messaggio che non arriva. Io credo che il confronto aiuterebbe molto di più se ci fosse dall'altra parte la disponibilità a un confronto e all'ascolto. Secondo Luana Vendramini questo confronto non c'è? Oppure non è, chi partecipa a questi tavoli non è in grado di gestire questa discussione? Beh, intanto non c'è. Non c'è? Non c'è, nel senso che c'è nelle associazioni di categoria, ma sono piccolissime e non riescono ad avere un impatto poi sulle scelte che vengono fatte a livello di paese. E poi bisogna anche avere la voglia di ascoltare e di pianificare degli interventi in modo concreto. Però io credo che gli imprenditori oggi siano gli unici che possono dare dei segnali su come intervenire per migliorare le cose. Gli addetti ai lavori. Esatto. Che non vengono mai senza fare o tanta poco. Filosofia dall'alto. Certo è che... Prego. Certo è che questo governo è riuscito addirittura a far perdere la pazienza all'organizzazione imprenditoriale più filogovernativa che è la Confindustria. Io osservo che abbiamo un ministro che si chiama Urso che è totalmente incapace. Io credo che non sappia a cosa serve il suo ministero. E quindi noi dal punto di vista di Ministero dell'Industria siamo indifesi sostanzialmente, la nostra industria. Io capisco l'imprenditrice che è qui a questo tavolo quando racconta le peripezie che devono superare quotidianamente. Ma è in tutta Italia in questo momento. Certo, la nostra prima ministra, la Meloni, ha ragione di dire sono la più longeva, eccetera, eccetera, ma non siamo qui a questi livelli di dati, chi è più longevo o come hai chi seminato meno. E cosa sto raccogliendo? In questo momento mi pare che siamo molto ma molto malmessi. Vedasi per esempio con il PNRR. Che dovremmo restituire i soldi che non riusciamo a spendere. Anche perché non sono stati regalati, dobbiamo restituirli. Certo. E quando abbiamo spesi male, ma non per ragioni produttive,
ma neanche per ragioni, diciamo, di assistenza a chi aveva bisogno dopo il Covid. È vero o non è vero? Con le telefonate che abbiamo ricevuto ieri, ad esempio questa mattina Iole mi ha mandato un messaggio, questa mamma che ha questo uomo a letto da una vita, non si muove più dopo un incidente, lei lo accudisce in sedia a rotelle, praticamente in 9 giorni ha visto una persona che poteva dare una mano, una persona in 9 giorni, lei in sedia a rotelle, non ha nessuno e accudisce questo uomo e nella carta dovrebbe avere 9 persone tutti i giorni che ruotano attorno al caso e portano l'aiuto. Questa è la verità. Pubblicità e grazie a Luana Vendramini, imprenditrice, di essere stata con noi mentre Sergio Tazza, il dottor Tazza, rimane ancora un po'. Grazie. E ringrazio Serena Bertolucci, direttrice del Museo M9 di Mestre, di essere qui con noi. Buongiorno, direttrice, veramente grazie. Finalmente abbiamo anche i video di questo importante museo. Saluto anche Silvia Fabbris, responsabile settore educativo, ecco, sempre dell'M9 di Mestre. Grazie anche lei, dottoressa Fabbris. Allora, buongiorno, grazie a voi. Buongiorno. I bambini, i ragazzi, questa curiosità, questa creatività, io dico sempre, direttrice Bertolucci, che il bello, soprattutto l'arte, la bellezza salverà il mondo, se ce la lasceranno, perché qua è un punto di domanda. Cosa dice Bertolucci di questa bellissima gioventù che abbiamo, di questi bambini curiosi, che vogliono essere intrigati, creativi anche? Prego. Beh, io ho avuto la fortuna di ascoltare un po' anche della vostra trasmissione precedente, no? mentre ero qui in attesa, e pensavo proprio a quello che ha detto lei, cioè che il nostro contributo che possiamo dare tutti i giorni è proprio quello di aiutare questi bambini e queste bambine a comprendere qual è il beneficio del bello, ma anche della curiosità, della voglia di fare, della memoria, per poi fare un ruolo importante nella società, no? Quindi noi, grazie anche al lavoro di Silvia, del nostro team, riceviamo all'anno oltre 700 classi di ragazzi e abbiamo tante iniziative anche per famiglie. Ecco, noi facciamo proprio questo, ricordiamo alle persone le grandi potenzialità che hanno, e devo dire che abbiamo delle sorprese, dei risultati meravigliosi. Intanto credo che siamo uno dei musei più rumorosi del mondo, ma questo lo trovo bellissimo, perché abbiamo tanti bambini che passeggiano, che vivono l'arte, ma credo che sia un po' questo che la cultura deve fare, no? Far sentire alle persone che è loro.
Allora, io invece vorrei chiedere a Silvia Fabbris l'importanza dell'educazione. Mi sono rimaste impresso le parole di Adriano Panatta nel momento che ha premiato Yannick Sinner, questa meraviglia di ragazzo. Oltre al campione ha detto: è un ragazzo educato, molto educato. Cosa vuol dire essere educati? Cos'è l'educazione nel 2026? Considerando che invece di farci vedere gli esempi positivi, che ne abbiamo tutti i giorni, compresi i vostri, fanno vedere quelli negativi, quelli sbagliati di pochi rispetto di quelli tanti che noi viviamo con i bambini, con i ragazzi. Io vedo quando li intervistiamo, è una cosa incredibile come rispondono, ecco la competenza, ecco la serietà nelle risposte che danno. Ecco, cos'è l'educazione nel 2026? Allora, è una domanda impegnativa che ha una grande responsabilità nella risposta. Allora, quello che stiamo tentando di dare noi come M9, come visione, come missione, anche rispetto alle parole della nostra direttrice, è quello di poter tirare fuori il meglio di ogni bambino e di ogni bambina. La nostra responsabilità, il nostro compito come istituzione culturale è quello di aiutare i nuovi cittadini del domani. E per farlo noi stiamo cercando di lavorare sul loro sviluppo creativo, una mente aperta. Si parla adesso molto di pensiero computazionale, si intende proprio questo, avere questa capacità di problem solving, di lavorare insieme agli altri, di tirare fuori il meglio di noi stessi e di avere un'attenzione per la collettività. Io credo che nel 2026 la nostra responsabilità sia proprio questa, creare degli individui consapevoli e capaci di costruire relazioni feconde per il futuro. Lo facciamo con tanti strumenti diversi, naturalmente la cultura da questo punto di vista è la nostra grande alleata. In M9 in particolare questo compito lo portiamo avanti offrendo alla collettività tantissimi percorsi a partire dai 3 anni fino all'età adulta. Lo facciamo per pubblici diversi naturalmente, a partire dalle famiglie durante il fine settimana, per la scuola durante chiaramente il periodo scolastico. E lo facciamo con percorsi che parlano di arte, di storia, di educazione civica, che toccano le discipline STEM, lo facciamo con grandi eventi anche fuori dall'ordinario, cioè fuori dal percorso scolastico, citando alcuni, ma poi vedremo insomma di poterli approfondire in questa sede, dando la possibilità alle famiglie di vivere il museo come un luogo vivo, non dove noi abbiamo l'obiettivo di passare nozioni, ma di creare, ma di sviluppare in questi nostri ospiti la curiosità di poter sperimentare e di farlo con il rigore scientifico che è quello legato alle discipline STEM. Il nostro lavoro è quello di unire rigore scientifico attraverso la creatività e la libertà di sperimentare, andando a lavorare proprio sullo sviluppo del pensiero divergente. Per le famiglie abbiamo una notte al museo, abbiamo un summer camp che comincia a giugno e termina i primi di settembre, abbiamo una programmazione che non si ferma mai, che continua tutto l'anno. Mi sembra una risposta molto importante. Dottor Tarzer, lei è uno storico. Cosa direbbe alla direttrice Bertolucci che sta cercando proprio con la storia, la cultura, l'arte, la bellezza di dare un segnale a questi bambini? Ecco, io cito sempre, dottoressa, quel nonno che in pasticceria il nipotino di 4 anni lo ha tirato per la giacca e gli ha detto: nonno, hai visto che c'è una stampa di Picasso sul muro? 4 anni. E il nonno l'ha guardato e ha detto: eccola là, nonno. Perché questo bambino viene accompagnato dalla mamma a visitare i musei e questa mamma si ferma a spiegare i quadri, a spiegare questo che il bambino vede. Allora, dottor Tarzer, quanto è importante la storia, però saperla anche spiegare, farla toccare a questo bambino che è una spugna che assorbe tutto.
È fondamentale la storia, ma parto da quello che ha detto lei prima presentando la direttrice del museo. La bellezza salverà il mondo, e lo diceva Pavel Florensky. Pavel Florensky era un pop ortodosso russo, un filosofo, un santo uomo, che lo diceva convinto e che poi fu fucilato dai comunisti fra le betulle vicino a Mosca. Sostanzialmente. Quindi noi siamo positivisti, vogliamo vedere le cose belle, vogliamo vedere le cose come dovrebbero andare. Fortunatamente a Mestre hanno questa avventura felice di avere l'M9 che fa veramente un grande lavoro, soprattutto verso i giovani, ma guardiamoci intorno, è così dappertutto? Assolutamente no. Il sistema museale italiano molto spesso è soltanto un insieme di magazzini che conservano più o meno bene opere d'arte o opere dell'ingegno. Sentiamo la direttrice Bertolucci, devo correre perché il tempo è tiranno, tanti ospiti. Direttrice, come commenta le parole del dottor Tazzer? Prego. È che il dottore mi tocca al cuore, è una cosa che dico sempre tutte le volte che vado a parlare in pubblico. È incredibile che la nostra nazione sia l'unica che nella sua lingua ha roba da museo come fattore deteriore. Ci avete mai pensato? Quando si dice questa cosa è una roba da museo, vuol dire che è una cosa che non serve più, che è inutile, che è vecchia, che è impolverata. E un po' di responsabilità ce l'abbiamo, no? Noi, ma è il momento di cambiare. È il momento di cambiare. È vero che magari qualche museo non è stato all'altezza della spinta, no? che dovrebbe avere, ma tutti noi che ci lavoriamo non dobbiamo dimenticare che invece è proprio questa la nostra missione, perché è inutile conservare se non sappiamo condividere, perché se noi conserviamo le cose e non spieghiamo alle persone che cosa sono, qual è il valore delle cose che conserviamo? Non parlano. E da qui che noi partiamo, no? E che un po' tutti i musei credo che dovrebbero partire, far sì che tutti possano capire che cosa c'è dentro. Ma non le sembra, dottoressa, che questo bambino, direttrice, dovrebbe essere, come fa questa mamma, accompagnato in questi percorsi fin da piccolo? Io non devo essere fortunato ad avere dei genitori che capiscono l'importanza dell'accompagnamento. Qua parliamo in generale della cultura che si deve diventare promotrice, che deve offrire dei pacchetti anche alla scuola, indipendentemente dalla città dove sei, di visitare. Ma perché dobbiamo trovare ragazzi annoiati di 12-13 anni che ne fanno una più del diavolo perché non sanno come attirare l'attenzione, cosa fare per essere visibili? Perché non li prendiamo e li accompagniamo in questi percorsi? Magari sono anche dei creativi. Direttrice, perché non si fa questo? Perché la scuola, anche la scuola fa fatica a fare squadra? E non è possibile, perché allora le famiglie non ci sono, la scuola non ce la fa più perché deve dare sempre risposte a tutto e a tutti. E qua bisogna investire nella cultura, non c'è niente da fare. Se investi nella cultura, investi nella famiglia, investi nella persona, indipendentemente dall'età. Prego, direttrice. Ma sa, c'è stato un errore per tanto tempo, secondo me, che è stato quello di pensare che la cultura avesse problemi di vertigine. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che c'era l'alta cultura e invece una parte bassa, per bassa dico per tutti, no? Pervasiva non potesse esistere. Ecco, invece fortunatamente questa cosa è cambiata, no? Questa cosa è cambiata e si sta cominciando ad accettare. Noi siamo un po' dei pionieri in questo, qualche volta facciamo fatica, ma insomma lo ribadiamo con grande forza che esiste una cultura per tutti. Per tutti. Quindi, e soprattutto che la cultura sta in tutto. Adesso Silvia è molto brava a fare questo, cioè ogni cosa che ci circonda può essere un ponte per parlarci della cultura. Lei diceva di quel bambino di Picasso. Guarda, io ho avuto una delle più grandi soddisfazioni che ho avuto da mio figlio, che adesso ha 16 anni, è che passando davanti a un manifesto lui ha riconosciuto Van Gogh. Mi ha detto: mamma, guarda Van Gogh. E in effetti era il viso di Van Gogh. E io per un attimo mi sono emozionata. Poi ho capito che la sua fonte di apprendimento era un videogioco che proponeva all'interno dei quadri. E allora in quel momento ho capito che anche in quel momento, anche quel linguaggio era cultura. Ecco, quindi noi questo proviamo a fare. La cultura sta in ogni cosa. La dobbiamo scoprire e te la dobbiamo fare entrare nel cuore, perché poi una volta che entra trasforma.
Anche perché io penso che se facciamo l'accompagnamento di questi bambini fin da piccoli, ecco, a visitare i musei, a visitare l'orto botanico, a socializzare, ecco, con altre persone, anche con l'inclusività, poi non li ritroviamo, io sono convinta, nelle strade, indipendentemente dalla famiglia, perché la cultura può dare quella a quel bambino di crescere in maniera diversa. Lo vediamo dalla raccolta differenziata, i bambini la sanno fare, dove l'hanno imparata a scuola, addirittura protestano se i genitori la fanno sbagliare, guarda che non si fa così, glielo dicono. Forse non è che, dottoressa, abbiamo sottovalutato troppo questo bambino, invece che ha una mente, che è una spugna che si apre in tutti i settori, ma non glielo lasciamo fare, non giocano più, diamo loro degli strumenti infernali che fanno solo del male a se stessi e a tutta la comunità, ma su questi strumenti c'è il business, non c'è più il valore della persona e del bambino. Prego, direttrice. Il punto di partenza è che i bambini sono bambini, non sono stupidi, sono bambini e quindi hanno un loro mondo e una loro dignità di persona. E quindi in questo devono essere fatti crescere, ma anche per avere i mezzi per capire quando è il momento di avere dei limiti, no? E avere mezzi critici significa riempire questo loro zainetto con il quale poi durante tutta la vita possono essere, Silvia diceva bene, possono essere persone. Guardi, poi un'altra questione vera, seria in questi momenti di accesso alla cultura è anche il fattore economico. Non possiamo negarlo. Lei pensi che noi non diamo tanta pubblicità, quindi anche in questo momento non andrò nello specifico perché da questo punto sono molto evangelica, no? La destra non sappia cosa fa la sinistra, ma per esempio noi abbiamo tutto un servizio che si chiama laboratori sospesi, con i quali, grazie a dei benefattori che coprono i costi, possiamo ospitare ad esempio le scuole che ad oggi non hanno la possibilità di, per esempio, anche pagarsi l'autobus per venire a M9. Quindi far crescere questi bambini e accompagnarli in questo processo vuole anche dire sostenerli. E noi anche in questo ci impegniamo e siamo sempre alla ricerca di sostenitori. L'anno scorso ne abbiamo accolte tanti di classe con questo modo, sempre con grande discrezione. Quindi anche questo non dobbiamo dimenticarci, che la cultura deve essere per tutti e deve essere sostenuta. Dottor Tazze, eppure quando noi vediamo questi bambini anche su questi paesi martoriati nelle guerre, quando li inquadrano, quando li vediamo, anche se escono dalle macerie, sono occhi che guardano speranzosi. Io vedo pochi bambini piangere, vedo tanta speranza, la speranza di essere salvato, la speranza di mangiare, la speranza di vivere una storia diversa, ma la stanno vivendo, però con la speranza, o sbaglio, dottor Tazze? La dottoressa Bertolucci ha detto una frase che mi è rimasta impressa: i bambini hanno una loro dignità, e queste fotografie, queste immagini che noi vediamo anche dei posti più derelitti, più combattuti, più poveri, più miseri della terra, vediamo sempre degli sguardi di speranza, e che è quella dei bambini. Purtroppo lo dimentichiamo. Purtroppo lo dimentichiamo anche perché siamo abituati ormai a vedere queste perle in un mare di disuguaglianze e di ingiustizie che ormai ci sono dappertutto, anche da noi, parliamoci molto chiaro. Noi siamo uno dei paesi più ricchi del mondo, parliamoci molto chiaramente, ma abbiamo degli scompensi, delle differenze sociali ed economiche che sono molto importanti. Queste dobbiamo tenere conto, ecco. E quindi quello che sta facendo M9 e quello che ricordava sempre la direttrice Bertolucci, che ci sono dei finanziatori, dei mecenati che aiutano ad aiutare, soprattutto le scuole, le classi che non hanno, è una cosa del tutto positiva. Poi ci sono anche dei lati negativi, non è il caso di M9, ma leggo che la scuola steineriana di Treviso, l'edificio appartiene alla provincia, la provincia gli ha chiesto il raddoppio dell'affitto, e questo non va bene. Come non va bene, per esempio, che si finanzino con
pacchi di soldi pubblici, delle manifestazioni pseudo-artistiche che sono soltanto dei circhi Barnum che vanno in circolazione per l'Europa e per il mondo. E vengono passate per grandi eventi artistici, e spero che la dottoressa Bertolucci dell'M9 sia d'accordo con me. Allora sentiamo anche Silvia Fabris, soprattutto l'importanza delle regole per l'educazione. Un sistema educativo deve avere delle regole, è importante che questo bambino riesca a capire la regola che magari a casa si fa fatica. Mi scusi Fabris, ma è davvero così difficile fare il genitore? Adesso abbiamo famiglie che hanno un figlio, è già una vittoria. Una volta con 10-12 figli non era così difficile per queste mamme, bastava uno che... Il mondo è cambiato. Com'è cambiato il mondo rispetto all'educazione, alle regole, che questi bambini tutto sommato anche le cercano le regole? Prego. Allora, credo che sia la professione più difficile del mondo, perché noi facciamo molta fatica a dire di no. È più facile creare consensi, raccogliere consensi, che mettere divieti. Poi se parliamo di rapporto educativo, il no, c'era un famoso libro che diceva i no che aiutano a crescere. Il no deve essere sempre motivato, spiegato, ma i ragazzi hanno bisogno di confini. È utopia quando pensiamo che la libertà li aiuta ad essere più consapevoli e più creativi in termini didattici, quando noi, insomma, riportando il focus sul nostro lavoro. Il nostro compito non è tanto quello di riempire le loro personalità, ma è quello di tirare fuori le loro capacità, le loro abilità, cioè un po' il metodo didattico di M9 che si ispira ai principi di Reggio Children, è quello di mettere al centro dell'esperienza il bambino e la bambina, e la nostra, diciamo, responsabilità è quella di tirare fuori il meglio di questo bambino e di questa bambina che viene da noi. La regola, che noi chiamiamo regola, ma che per noi è la struttura dell'esperienza, come dice Bruno Munari, non ti dico quello che devi fare, ma ti do una serie di strumenti, ti spiego come si usano, e poi l'esperienza didattica, l'esperienza performativa dipende da te, da chi sei, dal tuo background, dalla tua sensibilità. Allora, se vogliamo riportare l'attenzione alla regola, la regola per noi è la regola del gioco. Se non ti do delle regole, il gioco non funziona, non è abbastanza incentivante, non è abbastanza stimolante, non è abbastanza motivante. Quindi in qualsiasi esperienza educativa deve esserci l'esempio dell'educatore o del genitore, dove ti do delle regole ma te le spiego, dopodiché sta a te decidere di farne parte, cioè sta a te decidere se come dire, utilizzarle queste regole o se è necessario sconfinarle per vedere che cosa c'è oltre. Rispetto a questo, se la regola ci consente di sbagliare, allora benedetta sia questa regola, perché l'errore, che viene sempre troppo sottovalutato, è una benedizione se parliamo in termini educativi, perché l'errore, anche quando lavoriamo nella programmazione scientifica, l'errore deve esserci nell'esperienza pedagogica, perché consente ai ragazzi, ai bambini, alle bambine di rivedere quel percorso, di riprogrammarlo e di, come dire, trovare nuove soluzioni. L'errore spesso crea una grande frustrazione anche noi stessi, non solo nei nostri figli, nei nostri ragazzi, ma l'errore ci consente effettivamente di superare i nostri limiti e di trovare nuove soluzioni. È vero però anche, Fabris, che questi bambini, io ieri ho avuto un'associazione che festeggiano i 30 anni sabato prossimo, e hanno detto questi bambini hanno fatto dei disegni bellissimi,
non ci saremmo aspettati una cosa di questo genere, tanto è vero che faremo una mostra con questi disegni, perché hanno una creatività incredibile. Allora non è che forse questi bambini sono troppo abituati ad avere già il gioco invece di creare il gioco, il disegno, una matita, un foglio di carta, io ti creo qualcosa e tu puoi capire dal mio disegno cosa voglio dire, chi sono. Fabris. Guardi, lei sta toccando un testo molto importante, perché in questo momento anche nel mondo scolastico c'è un grande dibattito sull'introduzione in maniera massiccia della tecnologia nei percorsi didattici. Il problema, guardi, a mio avviso, insomma, rispetto anche un po' alla visione di M9 e sul rapporto con la tecnologia, non è il prodotto che non funziona, è l'approccio con cui io mi interfaccio con la tecnologia. La tecnologia per noi di M9 è uno strumento importantissimo, ma è sempre uno strumento, non è mai un obiettivo. È uno strumento che mi consente di indagare la realtà in maniera più approfondita e fornendo ai ragazzi nuovi stimoli per leggerla quella realtà. Quindi la tecnologia non è un nemico per l'educazione e per la scuola, può diventare un alleato se viene utilizzato in maniera consapevole. La creatività dei bambini non viene meno se io do a loro in mano un tablet, viene meno se quel tablet viene utilizzato in maniera passiva, se viene utilizzato come pura forma di intrattenimento, dove i bambini non hanno nessuna possibilità di interagire, di creare, di mettere la propria di dare il proprio contributo. Diverso invece se io quella tecnologia la so gestire utilizzando delle soluzioni che siano favorevoli alla parte creativa del bambino o della bambina. Ci sono delle app, ci sono dei programmi, ci sono delle piattaforme che ci consentono di coinvolgere i ragazzi in maniera proattiva. Molti dei nostri percorsi utilizzano la tecnologia perché M9 è stato costruito tutto su una narrazione tecnologica. Ma come dicevo prima, per noi è solo uno strumento di indagine, dopodiché il lavoro di creazione del pensiero, di approfondimento, di confronto, di riflessione è sempre, come dire, al primo posto. La tecnologia noi la utilizziamo come fosse la tavolozza del pittore e il pennello, uno strumento di lavoro. Molto chiara. Direttrice Bertolucci, ma non è che forse abbiamo corso troppo con la tecnologia rispetto alle esigenze del bambino? Si parlava prima, non è che abbiamo dato a questi bambini i tablet, abbiamo dato un foglio, dei colori e loro hanno espresso, e sono convinta che si sono anche divertiti, quello che volevano esprimere in quel momento, che colori usavano, cosa volevano, ecco, veramente creare con questo disegno. Non è che forse li abbiamo abituati un po' troppo ad avere già quella cosa che ti fa partire, che non è la creatività, perché io ti do già uno strumento. Ecco, forse abbiamo corso troppo rispetto alle esigenze di capire questa creatività che c'è fin da piccolissimi e lo vediamo, come si esprimono, i loro perché. Perché chiedo tutti perché? Perché sono curiosi e bisogna spiegare il perché, e il perché sì e il perché no. Ecco, forse abbiamo perso anche questo dialogo, oltre che dare questi micidiali strumenti fin da piccoli. Prego, direttrice. Guarda, io dico sempre, adesso mi fanno questa domanda anche in termini di intelligenza artificiale, no? Questo è il grande tema di questi momenti, che tutti si comincia a parlare dell'intelligenza artificiale. Io dico sempre che la questione risale sempre comunque a noi, ritorna a noi. Quando è che noi abbiamo perso, se ci è capitato, la fiducia nella nostra intelligenza, nella nostra capacità di comprendere, nella nostra capacità di relazionarci con i nostri figli? Ecco, nel momento in cui ogni singola volta che noi preferiamo dare al nostro bimbo piccolo, che magari fa i capricci, un telefono, perché almeno usando in questo modo passivo, ecco, noi andiamo verso il cammino che lei prefigurava.
Però dall'altra parte invece noi dobbiamo capire che la nostra mente è aperta a tantissime possibilità di espressione, no? Benedetto Croce, questo grande filosofo, diceva che la creatività è un'intuizione fantastica che si esprime in maniera compiuta. Cioè, cosa vuol dire? Io ho un'idea pazzesca, in qualsiasi settore che io lo voglio fare, perché appunto lei parlava dei disegni, ma perché no anche il ballo, cantare, lo sport, no? Sono tutte forme di espressione. Ecco, devo trovare il modo che a me è più congeniale per far sì che questa cosa venga compiuta. Ecco, probabilmente in questi tempi moderni la tecnologia è uno di questi modi con cui i nostri ragazzi trovano, come dire, una delle maniere migliori ma avviene tutto in maniera positiva se questo è fatto in maniera proattiva. Sono io che comando. Anche l'intelligenza artificiale può essere un ottimo mezzo, ma dietro ci deve essere l'intelligenza naturale, cioè la nostra, che chiede che cosa fare, no? Quindi secondo me alla base di tutto c'è la possibilità di dare al bimbo, alla bimba, lo spazio per esprimersi liberamente. E sa, l'espressione libera è proprio qualcosa che parte dalla mente, dal cuore e si sprigiona, no? Poi trova i mezzi che ogni singolo bambino e bambina ritiene per se stesso migliori. Sa, noi siamo già di generazioni, no, un po' diverse da quelle già dei nostri figli, figuriamoci poi dei nostri nipoti che hanno tempistiche, linguaggi, parole che sono diverse, ma noi dobbiamo lavorare dall'inizio, accompagnare il bimbo o la bambina ad esprimersi. Ecco, questa parola magica, accompagnare, bisogna metterla in atto, non solo dirla, bisogna farla, però questo accompagnamento, loro hanno bisogno. Io ricordo quel premio che è stato vinto dall'Istituto Irigen, è stato dato presso la provincia di Treviso. Quando questo ragazzo ha preso il premio assieme ai suoi compagni, ha detto: noi abbiamo bisogno di essere accompagnati in questo percorso, ed è stato bellissimo, questa figura importante che è l'adulto, che deve capire, che deve accompagnare. Poi loro proseguono, però devono essere accompagnati, da soli non ce la farebbero. Allora vediamo anche questa locandina che ha portato il dottor Tazza, una frase bellissima: irrimediabile era il male del mondo e con ciò il mio male. Ecco, la faccio vedere, ecco, vediamo questa locandina, la spieghiamo. Prego, dottor Tazza. Sì, l'Associazione Culturale Fratelli Rosselli di Treviso, che presiedo, organizza con la professoressa Silvia De Marc una conferenza su Amelia Rosselli. Chi era Amelia Rosselli? Fu una musicologa, una poetessa, una scrittrice, era la figlia di Carlo Rosselli, uno dei fondatori di Giustizia e Libertà, che fu assassinato dai fascisti francesi negli anni 30 in Francia. Amelia Rosselli è stata una grande donna di cultura che sta emergendo nella riscoperta di figure che sono fondamentali nella riscoperta del ruolo della donna. Sentiamo parlare molto di femminismo, di ruolo della donna, di rispetto di quello che ha fatto, di quello che fa la donna. Ebbene, noi cerchiamo anche di dare spazio a personalità della cultura italiana, anzi europea e mondiale, perché parlava un'ira di Dio di lingue, questa Amelia Rosselli, che poi si suicidò sfortunatamente. Cerchiamo di proporre queste figure per far capire che la realtà nella quale ci muoviamo ha fondato le radici in tanti pensieri, in tanti punti di vista, in tante radici, come questa di Amelia Rosselli, che si vedrà il 4 giugno alle ore 17:15 presso la sala Tullio Guadagnin a Palazzo Rinaldi. Ecco, se siete liberi andate a visitare, vedete quante cose. Adesso arriva la bella stagione, perché la storia, se non la sai, puoi anche conoscerla, puoi informarti, ed è molto importante. Però quello che volevo capire, direttrice, è anche l'importanza che questi bambini danno alla parola, ad esempio alla parola anche poesia. Ecco, queste parole che quando sento questi bambini, anche o questi ragazzi, uno ha scritto un libro bellissimo,
la mamma è una giornalista e lui ha scritto questo libro e parlava di musica. Allora non diciamo che i ragazzi non sono appassionati a niente, bisogna accompagnarli. Ecco, la parola accompagnamento che si sentiva prima deve essere fatto dalla famiglia, deve essere fatto dalla scuola, ma deve essere fatto anche da noi, dalla società che si occupa di questa creatura, indipendente se bambina o bambino, ma della persona. Prego, direttrice. Perché forse accanto all'accompagnamento dobbiamo unire anche l'ascolto, no? Visto che lei parlava della parola, anche ascoltare i bambini nella loro capacità di, adesso uso una parola difficile che è discernimento, cioè che vuol dire nel capire, perché sono in grado di dire cose straordinarie. Mi piace citare un caso personale, no? Io avevo così... non amavo indossare il costume da bagno in bikini perché avevo fatto un taglio cesareo, no? Il mio figlio Giulio è nato con un taglio cesareo e mio figlio, che aveva 5 anni, mi ha detto: ma mamma, ma tu ti devi mettere il bikini perché io sono contento, perché ho l'unica mamma che ha la pancia che sorride. E io l'ho trovato di una bellezza poetica, di una potenza poetica, che da quel momento lì ho coperto solo 2 pezzi. Ma perché? Cioè, il messaggio era talmente forte, no? E se noi stiamo ad ascoltare, credo che Silvia avrà tantissimi di questi esempi, lavorando così tanto con i bambini e le bambine, ascoltare, impariamo tantissimo. Qui ritorniamo al discorso di prima, no? della dignità dei bambini come persone e anche del rispetto delle loro idee. Quindi è giusto usare il termine poesia in tempi nei quali la poesia sembra estranea, perché i bambini e le bambine sono colmi di poesie. Anche noi, se ci soffermiamo un attimo, possiamo ritrovare la nostra poesia. Mentre alla professoressa Fabris vorrei chiedere anche questo. Vi ricordate il caso di Erba, quella tragedia immane, quel bambino che purtroppo ha perso la mamma, ha perso la nonna, e nel momento che c'era questa contestazione in famiglia, dove seppelliamo questo corpo, questa donna, dove questo bambino ha alzato la voce e ha detto: ma perché vi arrabbiate tanto? Dove? C'è un unico cielo, c'è solo un cielo. Allora, Fabris, quello che dice la direttrice, ma quello che stiamo cercando di dire anche noi, l'importanza dell'ascolto, questo bambino che dice: ma perché litigano? Ecco, dove, in che modo? Ma c'è un unico cielo, da una parte o dall'altra c'è sempre quel cielo. Questo bambino che è andato oltre alla visione che avevano gli adulti. Capite l'importanza di ascoltare i bambini? Prego, Fabris. Allora, naturalmente il riferimento di cui parlava la nostra direttrice è proprio così. I bambini hanno questa capacità disarmante di lasciarci senza parole, perché loro hanno una visione del mondo che è come dire, priva di sovrastrutture culturali di ogni genere, per cui riescono a raggiungere la purezza del messaggio e lo fanno con la loro capacità di lettura del mondo che è non mi viene proprio cioè il termine che vorrei utilizzare per far passare questo concetto è la sintesi del messaggio. Loro hanno questa capacità di leggere la realtà in maniera pura, in maniera già diciamo unidirezionale, diciamo, cosa che noi non abbiamo questa capacità di lettura, noi non abbiamo la loro spontaneità, la loro purezza di visione. Perché? Perché siamo condizionati da 1000 fattori esterni, perché entra in gioco anche l'aspetto della personalità, del background culturale, sociale, eccetera. Ma i bambini sono straordinari. Ad esempio, il fatto che i grandi maestri dell'arte andassero, come Miro, come Picasso, andassero a studiare le loro opere grafiche, ci dovrebbe far capire che hanno questa capacità di sintesi. Ecco, prima non mi veniva il termine, ma hanno proprio questa capacità di fare sintesi che noi non ce l'abbiamo e che la andiamo a cercare nei loro passaggi, nei loro disegni, nelle loro opere.
Dobbiamo imparare ad ascoltarli, accompagnarli, come è stato detto fino a pochi secondi fa, e dobbiamo avere questa capacità di tirare fuori tutto il loro potenziale, perché ne hanno da raccontare, e noi pensiamo di doverli proteggere anche su temi importanti come ad esempio la morte o il conflitto. Invece i bambini hanno bisogno di essere coinvolti perché hanno la loro capacità di fare sintesi e di rielaborare il dolore. Ha ragione, perché io ho avuto una studentessa, e qua lo dico al dottor Tazzer, quando si parlava appunto di questi conflitti nel mondo, ha detto: i miei genitori, quando siamo a tavola, magari c'è il telegiornale, fanno vedere certe immagini molto brutte, cambiano canale. Io invece vorrei vederle e loro non mi lasciano, dicono no, cambiamo canale. È quello che dice la dottoressa Fabris. Ecco, perché non ascolti questo bambino? Perché hai così paura che veda la morte, che veda il mondo da un'altra visione? Loro hanno una visione diversa, riescono a capire cosa stanno vedendo. Ecco qua che non c'è l'accompagnamento, anche una visione che invece li coinvolge, sono immagini forti che loro vorrebbero vedere, questi bambini in queste condizioni. Prego. Noi cerchiamo di edulcorare la realtà. La nostra è una realtà prêt-à-porter, che non è quella vera, in sostanza. Invece i bambini si rendono conto di questa edulcorazione di quello che noi vogliamo presentare loro, e quindi è molto importante che ovviamente nei modi più consoli noi aiutiamo questi ragazzini a fare a continuare nella capacità di fare sintesi, come ha detto la dottoressa Fabris, ecco, che è molto importante. E quindi però l'M9 è un esempio unico, parliamoci molto chiaro, ecco, perché nel Veneto non mi risulta che ci siano iniziative del genere, non parliamo nel resto d'Italia, e quindi è molto importante. Io non conoscevo tutta questa attività verso i giovani da parte dell'M9. Conosco M9, che è un bellissimo museo, un bellissimo luogo dove si fa cultura, ci si incontra e ci si confronta, ma credo che questa loro attività debba essere pubblicizzata in modo che possa essere, non dico copiata, ma almeno emulata in altre istituzioni museali. Così i musei non rimangono dei magazzini, cosa da museo, come diceva la dottoressa Bertoluzzi, una frase bellissima, ha ricordato proprio roba da museo, cosa da museo. Invece bisogna fare in modo che questi musei tornino ad essere veramente centri di cultura e di stimolo, e i giovani sono quelli che capiscono prima di tutti. Parliamoci molto chiaro, questa è la verità. Andiamo a vedere il prossimo video, sempre del Museo M9, alunni, e poi lo commentiamo.
sono immagini che riscaldano il cuore, direttrice, tanti bambini, ne vendiamo sempre così pochi, forse sono gli esempi che abbiamo bisogno di vedere. Sai cosa mi ha detto il direttore della Fenice, il direttore generale, dottor Eri, che è un caro amico? Che quando lui continua sempre a insistere sui laboratori, anche con i genitori, proprio quelli che fanno più ostruzione sono i genitori. Io non posso giocare con mio figlio, io non ho tempo di giocare con mio figlio, non posso mica essere ripreso mentre gioco con mio figlio. Io sono rimasto sbalordito da queste frasi pronunciate. Ecco là il grande problema. Ma io devo essere proprio fortunato ad avere questi genitori o sfortunato? E chi è che mi accompagnerà se questi genitori non lo fanno? Perché è facile dire Dio, patria e famiglia. E dopo? Prego, direttrice. Beh, ma è per questo che per esempio noi con grande testardaggine tutti i sabati proponiamo delle attività per famiglie. Cioè delle attività che si fanno tutti insieme e questo è importantissimo, no? Perché qualche volta anche i grandi si devono ricordare che sono stati piccoli e ritrovare il piacere del gioco. Noi quest'inverno parleremo a lungo del gioco, del valore del gioco, anche come scambio di generazioni, no? Il gioco ha un valore importante per tramandare le conoscenze, le memorie, insomma è un ruolo vero, civico, civile del gioco, quindi insomma anche un po' prendersi meno sul serio e giocare tutti insieme è una meraviglia. Poi lì voi avete visto i giorni di grande e meravigliosa follia della First Lego League che organizza Silvia, non so se avete visto, c'era gente che girava anche vestito da dinosauro, da squalo. Sono squadre di ragazzi provenienti da molte scuole che si sfidano costruendo dei piccoli robot e con i professori che si mettono anche loro in gioco, che diventano dei coach. Ecco, davvero ritrovare il tempo di crescere insieme e di imparare insieme. E aggiungerò un'altra parola a questa nostra così carrellata mattutina: con gioia, divertendosi. No? Avere la voglia di davvero affrontare la gioia pura, che questa ci insegnano i bambini e le bambine. Ecco, questo è un altro passaggio. Direi che in questa nostra mattina l'altra parola da aggiungere è proprio quella: il gioco insieme. Ecco, il gioco però, finché non riusciamo a capire l'importanza dei messaggi positivi proprio con la scuola, ma soprattutto con la cultura, non ne andremo fuori. Guardate cosa hanno fatto questi ragazzi al comune di Gaiarine, hanno sparato verso questa chiesa. Andiamo a vedere. Guarda che roba. Gli spari sono stati uditi dai cittadini qua del paese dalle 4:15 alle 4:47 dal giovedì al venerdì. E l'unica cosa mi hanno chiamato la mattina alle 7 se avevo sentito i spari, ho detto mi informo subito. Per fortuna col comune di Gaiarine abbiamo messo su tutte le telecamere e abbiamo visto cosa era successo tramite i vigili urbani. Sono scene da Far West, quelle immortalate dalla videosorveglianza del centro di Albina, frazione di Gaiarine, dove da giorni ci si sta chiedendo chi e perché abbia sparato dei colpi nel cuore della notte. Due i soggetti catturati dagli occhi elettronici, incappucciati, sembrano giovani. Uno si vede distintamente, punta la pistola contro il portone della chiesa. Hanno sparato su per la chiesa, per la porta della chiesa, ma adesso stanno indagando, ci sono indagini, logicamente stanno controllando. E quindi avete trovato i bossoli a terra? Hanno trovato i bossoli a terra e nella porta della parrocchia. Hanno trovato là i bossoli fermi là. Pare dai primi riscontri investigativi che la pistola fosse caricata a salve. Ciò non toglie l'inquietudine di una borgata solitamente tranquilla, dove Andrea Bubacco, peraltro consigliere comunale, è un punto di riferimento. C'è un fatto intimidatorio? Ma io spero di no. Il Don quel giorno mi ha detto ma che non sia perché io che faccio l'esorcista e tutte queste cose qua. Ho detto no, non si preoccupi, penso che non sia questo il problema. Ecco, questo... Adesso stanno indagando i carabinieri e stanno facendo le sue ricerche. Dà fastidio per un paese piccolino come il nostro, fa fastidio, logicamente fa molto fastidio. Allora, capite perché ho aperto questa mattina con questo titolo?
Ecco, questi ragazzi io sono convinta che se li avessero più portati a musei, a capire la bellezza che può essere non solo il quadro, ma la musica e la scultura, non li vedremo a sparare alle 4 della mattina che sparano contro la porta della chiesa. Dottor Tazze, fa riflettere questo servizio che abbiamo visto? Sì, è una cosa incredibile. Io mi domando intanto chi sia alle 4 di mattina che va in giro, che non va a lavorare, per dire, ecco, e poi che va a sparare. Che sia a salve o che non sia a salve, a parte il fatto che mi pareva di aver visto dei fori sul legno della chiesa, ma non ha molta importanza. È un gesto di disprezzo di quello che è una chiesa, che è un simbolo anche. È un simbolo di unione e poi è un simbolo di pace. Lei prima ha tirato fuori la triade Dio, Patria e Famiglia. Ormai siamo molto agnostici. A patria praticamente non ce ne frega più, famiglia è un po' malmessa ultimamente e quindi questa è una dimostrazione che questa triade di valori sono un po' malconci. Eppure, dottoressa Fabris, i ragazzi hanno dato i segnali di quello che per loro è importante. L'abbiamo visto durante il Covid. Dove li trovavamo? Fuori dalle scuole. Chi avrebbe mai immaginato? Sui marciapiedi, perché è là che loro trovano gli amici, è là che hanno il punto di riferimento. Non li abbiamo visti nei parchi, erano fuori nei marciapiedi della scuola. Pensate, chi avrebbe mai detto? Eppure loro l'hanno fatto capire. Prego, dottoressa Fabris. Ma i ragazzi hanno bisogno di luoghi di aggregazione, ma non solo di luoghi, anche di stimoli e di esperienze. Le neuroscienze stabiliscono che nell'esperienza umana rimangono a lungo termine solo quelle esperienze scolastiche, in questo caso, insomma, o non necessariamente, rimangono impresse fino a un'età molto avanzata solo quando l'aspetto emotivo viene coinvolto, dove ci sono esperienze emotivamente molto coinvolgenti. Per cui questi ragazzi hanno bisogno di essere messi alla prova su grandi sfide, hanno bisogno di essere responsabilizzati su grandi temi. Ricollegandoci al video di prima, la First Lego League è una grande occasione per questi adolescenti di trattare temi di quotidianità, temi contemporanei sotto l'attenzione di tutti. Lo fanno con i loro mezzi, lo fanno alla portata della loro età, ma lo fanno con grande maturità e sono grandi sfide e loro, come dire, si sentono responsabilizzati a partecipare a questi progetti con grande impegno. Ecco, i nostri ragazzi hanno bisogno di questo. Durante il Covid c'è stata una grande necessità di farli uscire e di dare loro dei momenti formativi, nonostante la scuola sia per loro sempre un grosso come dire, ostacolo, non per tutti ma per alcuni, ma poi è la loro palestra di costruirsi le relazioni, di costruirsi una personalità. Per cui questi ragazzi che sono finiti nella cronaca nera sono ragazzi evidentemente che hanno davvero avuto molti pochi stimoli nella loro giovane età, sono stati poco educati ad apprezzare il bello che hanno intorno a loro, sono stati poco coinvolti in grandi progetti, in grandi esperienze che li ha coinvolti in prima persona. Durante il Covid M9 ha dovuto chiudere come tutte le altre realtà aperte al pubblico. Siamo però riusciti a tenere un filo diretto con le scuole attraverso una piattaforma videoludica che molti dei nostri figli conoscono, che si chiama Minecraft. Minecraft ha
non è un semplice videogioco, è una piattaforma, la versione diciamo quella che utilizziamo noi, Education Edition, una piattaforma che ci ha permesso durante il Covid di mantenere vivo un rapporto con alcune scuole che stavano lavorando su un progetto legato all'educazione civica, all'appartenenza al proprio territorio. Bene, in questo periodo tantissimi insegnanti ci hanno scritto ringraziandoci di questo progetto perché era, come dire, uno dei progetti stimolo per tenere collegati i ragazzi durante la giornata e perché attraverso questo strumento videoludico i ragazzi, i preadolescenti e gli adolescenti hanno potuto lavorare sul proprio territorio con attenzione e consapevolezza. Cosa vuol dire? Prendere visione di qual è il territorio in cui abito, capire che cosa manca, cosa c'è da costruire in termini culturali, sociali e poi lo posso, diciamo, posso metterci del mio attraverso la realizzazione virtuale e lo faccio con un'attenzione agli obiettivi dell'Agenda 2030. Quindi non lo faccio in maniera squisitamente solo ludica e per divertimento, ma lo faccio sempre con un valore didattico che per noi chiaramente è importante perché siamo un'istituzione culturale. Quindi ragazzi, se vengono coinvolti in prima persona, riescono ad essere... Volevo far vedere anche questo video perché purtroppo il tempo è tiranno, certo. Perché ci credo molto anche a capire cosa fa anche questo museo, questi insegnanti, per cercare di fare anche inclusione. Andiamo a vedere appunto il Parkinson M9 e poi lo commentiamo. Oggi essere affetti da Parkinson significa soffrire, sofferenza, però anche volontà di resilienza. All''M9, nella giornata nazionale per la lotta al Parkinson, un convegno multidisciplinare per parlarne dal punto di vista clinico e degli effetti fisici e sociali che comporta vivere quando si è affetti dalla malattia. La malattia è complessa, è una malattia che prende un arco della vita delle persone che va dai 10 ai 20 anni, quindi possono stare bene per alcuni anni, possono avere tante complicazioni, però sì, gli approcci devono essere multisistemici, multifattoriali, perché le complicazioni sono tante e ci sono anche parecchi bisogni, anche delle famiglie, anche dei caregiver. La medicina ci lascia delle prospettive, ci dà delle prospettive. Alcune le vediamo ancora lontane, altre molto più vicine e questo rincuora un po' le persone. Si sta lavorando sui cerotti dell'apomorfina, si sta lavorando ancora a livello sperimentale sulle cellule staminali, ci sono dei nuovi farmaci che stanno per essere introdotti anche per via aerea. Cure innovative, approcci personalizzati alla riabilitazione, una tavola rotonda con esperti, dai medici ai volontari ai caregiver per condividere storie e necessità. Emerso che che è molto importante, oltre alla terapia medica, la fisioterapia e soprattutto anche la fisioterapia in gruppo, e che ci sono strutture anche a livello convenzionato e privato che possono sostenere la persona malata di Parkinson, perché i cicli terapeutici previsti dal sistema sanitario nazionale sono molto esigui, per non dire 2 cicli all'anno, quando la terapia dovrebbe essere continuativa. Ecco l'importanza dello spazio. Allora, come ci saluta, dottor Tazzi, con quale messaggio, cosa vuole dire? Dopo aver visto anche l'importanza degli spazi, dove la comunità si trova, si parla? Per me è stato veramente sorprendente sapere ciò che fa un museo. E allora io dico, se c'è qualcuno dei dirigenti di musei che ci guardano, o anche dei amministratori locali, cercate, non dico di copiare, ma fare qualcosa del genere, in modo che qui, come diceva la dottoressa Bertolucci, non si possa più dire cosa o roba da museo. Il museo abbiamo visto che è una cosa viva. Grazie veramente, grazie al dottor Sergio Tazza, storico, di essere stato con noi. Sentiamo come ci saluta Silvia Fabris e dopo concludiamo con la dottoressa Bertolucci. Dunque, intanto vi ringrazio per questo spazio che ci avete dato e noi siamo qui col compito di educare giovani generazioni ad essere i nuovi cittadini del domani, quindi
vi aspettiamo numerosi e, come dire, riusciamo a offrire alle famiglie e alle scuole percorsi per tutti i gusti. E sentiamo con quale messaggio ci saluta la direttrice Serena Bertolucci. Direttrice, intanto sempre complimenti, lei sa quanto ci tenevo ad avere anche i video, perché è importante capire, avete sentito anche il dottor Tazzer cosa ha detto, i complimenti che vi ha fatto. Prego direttrice. Ma io vorrei invitare tutte le persone che ci ascoltano ad andare ad un museo, a uscire di casa e a scegliere un museo, magari quello più vicino a casa. Io aspetto sempre tutti a M9, perché vi sorprenderà. Davvero cerchiamo di guardare queste creature con occhi nuovi, perché ci sono delle sorprese. E quindi viva i musei, perché i musei sono vivi. Sa direttrice, delle volte penso a tutti quei soldi che sono arrivati con i fondi del PNRR, ecco, e soprattutto quando sento che devono restituirli perché non sanno cosa fare, e poi sentiamo anche le necessità, i bisogni, la cultura, soprattutto di investire nella cultura, nell'arte, nella bellezza, per non trovare quei ragazzi che sparano sulla porta della chiesa alle 4 del mattino. Forse non abbiamo ancora capito niente, forse veramente abbiamo bisogno di molta competenza. E peccato che ce l'abbiamo questa competenza, io sono sicurissima, il problema è che non riesce a sedersi nei posti giusti e nella stanza dei bottoni. Questo è fondamentale per il futuro, speriamo che arrivi, io dico solo questo. Grazie, grazie ancora, complimenti alle mie ospiti, pubblicità. Mi sento una miracolata. Queste le parole dell'anziana rapinata in cimitero a Chiarano, ritornata nella sua abitazione dopo qualche ora trascorsa all'ospedale di Oderzo, nell'abbraccio di familiari e amici più stretti. È stanca e provata l'87enne, ma consapevole, riferisce la nuora, che poteva andare molto peggio. Non servivano le botte, dice la parente, facendo intendere che è stata usata una violenza ingiustificata, non solo considerata l'età della vittima. L'anziana infatti teneva la borsa nel cestino della bici che stava spingendo, mentre il suo aggressore l'ha prima sorpresa alle spalle, poi colpita anche al volto, infine l'ha caduta a terra. Lui scappa, la donna si rialza e trova la forza di lanciare l'allarme. Risultato: 3 punti di suture in testa, botte in faccia e forse una costola incrinata. L'episodio, sul quale stanno indagando senza sosta i carabinieri, scuote e interroga. Questa donna, amica della vittima, ritorna con la mente al 2008, anche lei vittima di un furto al cimitero di Chiarano. Le rubarono la borsa con la foto del marito, da poco deceduto. Io ho rincorso il ladro, è salito in macchina e io mi sono aggrappata allo specchietto che è fuori dall'auto, insomma. Oggi come ieri restano la paura e la necessità di presidiare luoghi frequentati spesso da persone fragili. E si spera sempre nelle cose che non succedano più, invece siamo in una situazione veramente molto brutta. Allora siamo collegati con Gabriella Mauro, Presidente San Vincenzo di San Donà di Piave. Grazie Gabriella di essere qui, ho piacere per capire anche l'importanza anche del mondo del volontariato su questo accompagnamento alle persone, alle fragilità. Forse dovremmo fare più rete, più squadre, perché non è più possibile, ecco, aver paura addirittura di andare nei cimiteri, il problema di fare una visita medica se qualcuno non mi accompagna. Come vedi la situazione, Gabriella? Perché veramente gli esempi che abbiamo ormai fanno veramente riflettere. Prego. Buongiorno a tutti. Io credo una cosa, che purtroppo in questo momento stiamo passando delle caratteristiche che non sono proprio nostre, se così possiamo dire. Cosa intendo? Il mondo del volontariato è a disposizione, però le persone hanno difficoltà anche ad avvicinarsi a questo, tanta paura, tanta diffidenza e soprattutto un isolarsi, e questo non porta bene a nulla, perché se invece, come hai appena detto, facciamo rete, ci aiutiamo l'uno con l'altro, sicuramente una soluzione la troviamo, perché condividere anche i nostri bisogni
bisogni sono un aiuto, perché avvicinarsi a una persona in momento di difficoltà o la stessa persona che ci chiede aiuto avrebbe sicuramente un aspetto positivo ed eviteremo alcune situazioni di criticità. Gabriella, come vedi la situazione anche del mondo del volontariato, ecco, la fatica a cercare di capire e intrigare i giovani, la burocrazia, ecco, la mancanza di investimenti? Ecco, stamattina ho ricevuto una mail dalla Regione che tutto il cibo che è stato avanzato, ecco, dalle Olimpiadi e dalle Paralimpiadi viene dato ai banchi alimentari, noi abbiamo quello di Verona, e verrà distribuito a chi lo chiede. Ecco, cosa ne pensi? Cosa sta succedendo? Prego, Presidente. Penso che tutti ci rendiamo conto che lo spreco è una cosa gravissima, che i bisogni sono sempre più alti, e il fatto stesso che appunto ci sia stato questo recupero di prodotti avanzati dalle Olimpiadi e vengano ridistribuiti attraverso come posso dire, tutte le associazioni, in primis appunto in primis tutta la distribuzione alimentare che viene creata dagli empori, ben venga, però credo anche che si debba coinvolgere sempre di più la popolazione, perché lo spreco è quotidiano, l'aiuto si dà per scontato, però senza muoversi e senza darsi una mano. Le associazioni sono tante, le associazioni toccano tanti settori, però penso che la rete sia ancora troppo debole anche con la collaborazione con le istituzioni, questo penso sicuramente. Un'altra cosa importante è come intrigare i giovani, come possiamo fare, perché veramente sono numeri che sono molto preoccupanti. Ecco, cos'è che veramente secondo te, Gabriella, dovremmo fare? Perché nelle scuole siamo andati, però dopo i numeri non tornano. Ecco, cerchiamo di coinvolgerli anche con delle manifestazioni, ma li vediamo una volta, dopo non tornano. Ecco, come si possono intrigare i giovani? Con quali mezzi? I giovani sono particolarmente interessati a tutto quello che è il web, tutto quello che è la tecnologia, tutto quello che può essere, diciamo così, le loro aspettative non sono purtroppo quelle di fare un'attività fisicamente all'interno delle strutture di carità. Io credo che come Emporio di San Donà siamo anche particolarmente fortunati, perché abbiamo dei ragazzi giovani che vengono, però li lasciamo anche molto liberi, nel senso quando desideri noi ci siamo. Il tutto credo che provenga anche un po' dall'educazione familiare, perché accompagnare un ragazzo fin da piccolo a conoscere quello che è il mondo del volontariato, quello di donare qualcosa che può essere anche un'ora, sia anche dovuto a quello che è l'esempio della famiglia. Un'altra cosa importante è capire anche questa burocrazia, Presidente, che veramente ci sta mettendo con le spalle al muro, veramente delle cose assurde nel vero senso della parola. Perché infierire proprio sul mondo del volontariato, che è quello che tiene in piedi gli amministratori, i comuni, che ha tenuto in piedi l'Italia anche nel momento della pandemia? Eppure mi sembra che non abbiamo ricevuto tutte queste congratulazioni e questi premi, anzi. Beh, la burocrazia purtroppo è un qualcosa che dopo tanti anni di gestione degli empori e di altre associazioni non riesco ancora a comprenderla, credimi Mirella, perché noi stiamo cercando di fare di tutto. Siamo persone che hanno delle competenze diverse, perché insomma siamo sempre dei gruppi di persone che mettono a disposizione le proprie
competenze, le proprie competenze. Ma la burocrazia è continua, costante, sempre cose diverse. Dovremmo essere tutti dei programmatori informatici. Sì, credo che avremo bisogno di snellire. Capisco che il passato possano esserci state delle cose non positive, ma oggi come oggi veramente abbiamo bisogno di essere facilitati, semplificare tutto quello che può essere la burocrazia, e tutte le normative dovrebbero venirci incontro, assolutamente sì. Certo che questi esempi non fanno bene a nessuno. Andiamo a Padova, questo servizio di questo professore, questo pedofilo arrestato in serata. Andiamo a sentire. Nuvole e pioggia che si alternano con il sole sopra la parrocchia di San Lorenzo di Elbignasego. Qui in canonica agli arresti domiciliari Francesco Saviane, 37 anni, ex professore di religione dell'Istituto Barbarigo di Padova, animatore e collaboratore in diverse parrocchie della diocesi. Nessuno parla, si attende domani quando il 37enne, originario di Volpago del Montello, si presenterà davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia. L'uomo, attraverso il suo avvocato Ernesto De Toni, si dice amareggiato e sconvolto dall'ordinanza. Davanti a giudice in tribunale a Padova si difenderà dalle accuse che la procura gli muove dopo un'indagine condotta dalla squadra mobile a partire da marzo, dopo la segnalazione di un 17enne che aveva confidato a un docente i presunti abusi sessuali subiti dall'ex insegnante di religione durante un fine settimana trascorso fuori regione. Da qui, attraverso la ricostruzione delle chat del ragazzo, gli inquirenti sono risaliti ad altri 6 presunti casi di abuso che riguardano ragazzi e ragazze minorenni che venivano affidati a lui. Un'indagine condotta secondo la procedura del cosiddetto Codice Rosso, che ha portato l'ordinanza con l'accusa di plurimi episodi di violenza sessuale aggravata fatti avvenuti tra il 2017 e il 2026. Una notizia esplosa come una bufera, sulla quale, attraverso un comunicato, è intervenuta anche la diocesi di Padova, che precisa come Francesco Saviane, dal 1 settembre 2023, non abbia più ricevuto incarichi di insegnamento di religione cattolica in alcuna scuola statale o paritaria e che a seguire gli è stata revocata dall'ordinario diocesano anche l'idoneità di insegnamento della religione cattolica. La diocesi ha anche avviato un'indagine canonica disponendo la sua esclusione da qualsiasi incarico ecclesiale vicino ai minori e alle famiglie. Il vescovo Claudio Cipolla esprime l'amarezza della Chiesa di Padova, sottolineando che la presenza di Saviane nella canonica di una parrocchia della diocesi si deve a una scelta personale del parroco, in violazione a una formale indicazione dell'ordinario diocesano. Ecco, prima abbiamo visto questi ragazzi che sparano sulla porta della chiesa, abbiamo parlato di bambini che muoiono nelle guerre, abbiamo parlato, tanto per non cambiare discorso, della potente arma che è la fame, farli morire di fame, di non dar loro da mangiare. Un'immagine della Chiesa, della fede. Con questi esempi io non riesco a capire, qui in Italia siete tutti innocenti, non mai nessuno che dica sì è vero, ce ne vuole di tempo prima di capire, sono tutti innocenti, ma soprattutto l'arma della fame. Questa fame che veramente sta distruggendo veramente tante popolazioni, tante persone, tanti bambini e soprattutto ecco, questa fede, si parlava prima, Presidente Mauro, della speranza di questi bambini di riuscire a farcela. Ecco, lei è Presidente della San Vincenzo, perciò un nome importante. Ecco, cosa vuole dire? Ecco, gli esempi positivi, ma invece siamo bombardati da esempi negativi. Ecco, l'ultimo il prete, ci mancava il pedofilo. Prego. È vero, le cose negative fanno sempre rumore. Lo scandalo è sempre in prima pagina, però possiamo anche dire una cosa, che esiste il bene. Io sono appunto a San Vincenzo e di conseguenza posso solo pensare che il bene è quotidiano, costante e silenzioso, forse troppo silenzioso, perché il caso che adesso abbiamo portato di una violenza verso i minori, di qualsiasi genere sia, è uno dei più grandi tradimenti che un adulto può fare, perché non dar da mangiare, fare violenza, non dare una buona educazione, non essere di esempio, credo che sia veramente un delitto. Per cui penso che sia doveroso che ogni adulto, se cristiano meglio ancora,
ma credo ogni adulto deve avere quell'onestà di aiutare, di non essere mai uno scandalo, di dare l'esempio, perché il cibo ce n'è tantissimo, lo sappiamo. Di educazione si può dare ancora molto. La violenza crea solo violenza e di conseguenza dobbiamo essere così saggi di fermarsi e di guardare i più piccoli con quell'occhio misericordioso che ci ha insegnato il nostro Signore e dire: io posso essere migliore ed aiutare questi bambini, questi adolescenti, ma anche tra noi adulti. Maggior amore verso gli altri, perché sicuramente in questo modo riusciremo a trovare una soluzione, perché vedere un bambino che ha fame, oggi come oggi, con tutta quella ricchezza che c'è, è una vergogna per tutti. Un'altra cosa importante è capire l'insegnamento. Ecco, tu sei stata anche un'insegnante, sai l'importanza, ma lo dicono questi bambini, questi ragazzi, si confidano con i professori quando veramente non ne possono più. È diventata fondamentale il ruolo della scuola e degli insegnanti. Bisogna vedere con quale passione fanno questo ruolo, anche loro sono con le spalle al muro, questi genitori, ecco, che quando veramente non riescono a capire che sono loro la causa di tutto, danno la colpa all'insegnante, a questo professore, vanno con l'avvocato alla scuola. Non pensi che forse è un ruolo veramente fondamentale? È diventato ormai, secondo me, fondamentale proprio quello dell'insegnamento. Prego. Sì, la mia esperienza come insegnante in un centro di formazione professionale mi ha insegnato tantissimo. Stare con i ragazzi ti insegna e ti fa comprendere quante difficoltà ci sono. È vero, noi siamo punti di riferimento perché quando loro hanno delle difficoltà, se tu stai attento, leggi nei loro sguardi, nelle loro frasi che c'è qualcosa che non va. Sì, dobbiamo essere delle sentinelle, ma dobbiamo anche avere la forza di coinvolgere i genitori, di parlarne chiaramente, perché alcune volte i genitori hanno una pressione, per cui il risultato, invece noi dobbiamo guardare i nostri ragazzi con i loro limiti e con le loro potenzialità. Che importanza ha se hai un 6 o un 10? Non cambia nulla, l'importante è che quel ragazzo sia felice, che sia sereno, che affronti il mondo con i se e i ma, perché questa è la vita. Per cui sì, è vero, noi delle scuole dobbiamo assolutamente essere a disposizione e ti posso garantire, Mirella, che ci sono ottimi insegnanti a disposizione e sono sempre lì in ascolto. Anche i banchi alimentari però a mio avviso dovrebbero diventare delle scuole di vita, delle scuole di regole. Come mai facciamo fatica a far capire anche agli amministratori che in determinate situazioni questi ragazzi sì ne vengono, per carità, ecco, ma devono aver superato l'asticella, invece di iniziare proprio con i bambini piccoli. Noi vediamo ad esempio nelle farmacie, quando c'è la raccolta dei farmaci, che i bambini raccolgono questi farmaci con quale entusiasmo, con quale voglia. Forse abbiamo sbagliato, non riusciamo a capire che dobbiamo iniziare già dall'asilo a dare questi messaggi di volontariato. Cosa ne pensi? Sì, credo che, come abbiamo detto, l'esempio. Io ti porto un esempio diciamo che mi ha dato molta soddisfazione. Il pranzo consegnato il giorno di Natale in collaborazione con un'associazione del territorio che si chiamano Marmellotti. Questi volontari hanno colto l'occasione di portare il pranzo al giorno di Natale con la loro famiglia, per cui no, si è bloccato. Allora, prima di continuare con il collegamento, perché si è interrotto, andiamo a vedere invece cosa è successo proprio a Marostica con questa sparatoria, tanto per vedere i messaggi positivi, questi messaggi continui. Andiamo a sentire.
Senza dubbio non avevano pensato alle conseguenze quando si sono messi a sparare in giardino da un balcone e uno di loro è rimasto gravemente ferito. 4 uomini denunciati, tra loro il 35enne di Pianezze colpito dal proiettile di una carabina sparato da un amico di 36 anni. Per lui, sottoposto a 2 delicati interventi chirurgici, i medici del San Bortolo di Vicenza non hanno ancora sciolto la prognosi. Tutto è accaduto a Marostica, in Valle San Floriano, nella proprietà di un'abitazione di via Sedea. 4 dei 5 amici presenti, quasi tutti cacciatori, tutti pressoché coetanei, avevano deciso di provare una carabina calibro 22 regolarmente detenuta, che uno di loro voleva acquistare. È stato posizionato in giardino un bersaglio e a turno si sono alternati a sparare dal terrazzo. Tutto è precipitato quando il 36enne interessato all'acquisto dell'arma l'ha caricata e, girandosi per assumere la posizione corretta per lo sparo, ha inavvertitamente premuto il grilletto. È partito un colpo che ha preso in pieno il 35enne di Pianezze, una profonda ferita all'addome. Subito in soccorso uno degli amici che l'ha accompagnato al San Bassiano. Da qui, viste le gravi condizioni in cui versava, è stato trasportato all'ospedale di Vicenza, dove si trova tutt'oggi ricoverato. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica e ascoltato i soggetti interessati. Il 36enne che ha ferito l'amico deve rispondere di lesioni personali colpose gravissime. Il proprietario dell'abitazione e della carabina di omessa custodia d'armi, mentre per entrambi e per gli altri 2 amici, compreso il residente di Pianezze ferito, è scattata la denuncia per esplosioni pericolose. Sequestrata la carabina calibro 22, relativi bossoli e la sagoma usata come bersaglio. Al proprietario del fucile sottoposti a ritiro cautelare anche una pistola Glock, un revolver e un fucile a 2 canne sovrapposto. Stessa operazione nei confronti dell'autore del ferimento del 35enne, cui venivano ritirate una scacciacani e una doppietta. Solidarietà alle splendide maestre di Marostica e all'istituto. Invece la polemica di Cisint, Donathan Giovine, non può che procurarci grande pena. A me dispiace che l'eurodeputato della Lega Cisint, l'eurodeputata di Fratelli d'Italia Donathan Giovine non abbiano avuto delle maestre così, perché altrimenti avrebbero imparato l'empatia, l'apertura all'altro, la cultura della differenza. Perché queste maestre sono state criticate? Perché queste persone, come direbbe Shakespeare, ormai hanno un'anima di stagno, il loro spirito si è rinsecchito. Queste maestre hanno fatto alla grande il loro lavoro, hanno portato 2 classi quinte a Trieste, dove hanno anche visitato i luoghi delle rotte balcaniche, un'incursione nella contemporaneità, nelle contraddizioni della contemporaneità. Gli hanno fatto anche fare un esercizio davvero importante dal punto di vista simbolico. Sono stati bendati e camminavano sui sassi per far capire loro come ci sono persone meno fortunate di noi, destini segnati dalla povertà creata spesso dalla diseguaglianza. Grazie maestre per il vostro splendido lavoro, siete il nostro orgoglio, il vostro lavoro è la nostra speranza. Allora, Gabriella Mauro, abbiamo visto 2 esempi, questi uomini che sparano dal terrazzo, poi ci lamentiamo se troviamo i ragazzi che sparano alla porta della chiesa alle 4 del mattino, e quel Cunegato che dice l'esempio di queste maestre, di capire l'importanza della sofferenza, della povertà e del diverso. Prego Gabriella. Beh, il fatto che si giochi con le armi, credo che non ci siano parole, perché ritengo che una persona adulta dovrebbe avere una gran conoscenza delle conseguenze che può essere giocando, perché lì si è trattato di gioco. Io dico giochino di più con i loro bambini usando altri strumenti, perché un'arma sappiamo benissimo che è fatta solo per uccidere. Che senso ha, permettimi, sono contraria, uccidere un uccellino o un animale? Per quanto riguarda le insegnanti, posso dire solo che sono persone meravigliose, che hanno preso a cuore davvero i bambini che avevano attorno a loro e li hanno proprio presi come fossero, come posso dire, degli angioletti da portare avanti, da educare, da far conoscere, da far crescere. Questo è un grande esempio che il mondo politico dovrebbe veramente fare proprio, perché se la singola insegnante inizia
propone, programma, si mette in gioco con questi bambini, vuol dire solo amare quello che stai facendo, e lo stai facendo con quello spirito dell'amore, della solidarietà, della vicinanza, per cui davvero io ammiro, come ha detto nel servizio, quelle maestre. E soprattutto come mai la politica non ha preso posizioni così forti su questi cecchini che pagavano per andare veramente a uccidere delle persone. Stiamo parlando di questo uomo che è del nord Italia, che è e soprattutto lo dico perché mi sembra che veramente siano questi articoli a far capire quanto perverso può essere l'uomo, la persona che dovrebbe aiutare veramente ad accompagnare questi bambini a crescere bene. Ma se tu hai un genitore, un nonno che fa queste cose, ma come vuoi far crescere? E qua diventa importante il ruolo della scuola e dell'educazione. Sono, come posso dire, quelli dell'immagine pubblica, quello che noi vediamo oggi anche su alcuni politici mondiali. Vediamo l'arroganza, la maleducazione, il dimostrare di essere chissà chi. In realtà tutti siamo delle persone forti, tutti sappiamo essere di esempio. Si è bloccato. Esiste quello... Vediamo se si sblocca. Ci siamo? Sì, adesso sì. Prego Gabriella. Dicevo che il mondo è fatto di immagini di uomini arroganti, troppo anche maleducati nel loro modo, nonostante i ruoli e i contesti. Io credo che ogni persona oggi abbia tutti i mezzi per dimostrare quello che è la sua intelligenza, la sua razionalità. Per cui prendiamo l'esempio soprattutto da tutto quello che di buono che nasce attorno a noi. Perché prendiamo lo spunto sempre da cose negative, da cose violente, ma non ci rendiamo conto che questo è solo sbagliato e che dà cattivo esempio ai nostri ragazzi. I nostri ragazzi nascono puliti, buoni, e poi il mondo e il contesto familiare, il contesto sociale che gli sta dando degli spunti negativi, e loro naturalmente ti lasciano anche affascinare da queste cose, ma è tutto sbagliato. E certo, e questo giornalista Ezio Gavazzeni: i ricchi veneti pagavano per sparare a Sarajevo, safari da 100 a 200 milioni di lire per colpire i civili durante la guerra in Bosnia. Capite veramente, adesso la procura sta indagando. Io sono veramente rimasta sbalordita di più quando ho letto questi articoli, quello che sta uscendo, e soprattutto del silenzio di una certa politica che prende posizione veramente alle volte che non riusciamo a capire il perché, invece di prendere posizione anche su esempi così negativi e così pericolosi. Poi ci lamentiamo che troviamo questi Maranza, così li hanno anche soprannominati, etichettati in giro per le strade. Allora, Presidente, come ci saluti, con quale messaggio? È un messaggio di speranza, Mirella, faccio veramente i miei complimenti a te e a tutti. Niente, non sentiamo Gabriella. Niente, si è interrotto il collegamento. Allora io saluto veramente tanto Gabriella Mauro, Presidente San Vincenzo di San Donà di Piave, di essere stata con noi, e soprattutto riflettete su quello che avete sentito questa mattina, perché ce ne sarà da discutere anche in futuro. Grazie, grazie. Adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Siamo all'interno del comune di Noventa Padovana. Stiamo entrando dal sindaco dottor Luigi Bisatto. Suoniamo. Buongiorno
Sindaco, buongiorno, grazie, buongiorno. C'è una conoscenza, Sindaco, comune? Buongiorno Turato. Buongiorno. Signor Sindaco, allora noi siamo qui per aiutare il signor Turato. Lei mi ha chiamato, ci siamo sentiti telefonicamente perché appunto c'era questa emergenza di rimettere in piedi questa persona che ha trovato un lavoro, ma non qui a Noventa, ma in un altro paese. Perciò ci sarà un trasloco e ci vogliono soldi. Ha chiesto il nostro aiuto e noi siamo qua. Cosa vuole dire, Sindaco? Niente che, come dire, innanzitutto ringrazio per la disponibilità dei telespettatori di Rete Veneta che si sono prestati attraverso la sua figura nell'intervenire in moltissimi casi sociali, e so la tante opere di bene che fate in giro per il Veneto, che tocchi anche un po' il mio territorio, nello specifico il signor Turato, mi fa solo che piacere. Spero che questo sia, come dire, la possibilità che gli diamo di ripartire. Ecco, questo è importante. Allora, Turato, cosa è successo? Allora, tu eri senza lavoro da quanti anni? Da 2 anni. E tu cosa facevi? Impianti elettrici. No. Poi finalmente una luce. È arrivato un lavoro. Dove? Tramite il sindaco, tramite il comune, che poi per problemi è dovuto lasciar perdere. Adesso abbiamo trovato lavoro al nostro paese. Dove? A Valdagno. Dobbiamo spostarci là, perché là è l'unico posto che io ho trovato qualcosa da fare. Che lavoro hai trovato? Vado a fare giardinaggio e dentro all'agrizoo di Valdagno. E tua moglie? La moglie sta facendo il concorso notarile, è in attesa anche lei di una risposta di lavoro. Perciò ci volevano i soldi per questo trasloco, cambio di residenza. Per spostarci tutto quanto, fare tutto quanto il trasloco, che è un bel po' di strada da fare. Ripartire da zero. Sì, ma quando una persona come te si vede all'improvviso questa luce nel tunnel, perché è il lavoro che dà la luce, però non ce la fai perché non hai i soldi per poter iniziare a lavorare. Quanto importante è l'ascolto dell'amministratore, specialmente del sindaco? Tantissimo. È una cosa molto importante del sindaco, che ci ha sempre cercato di aiutarci in tutto, ci è sempre venuto incontro in tutto, l'ho sempre ringraziato, sempre lo ringrazierò, anche se mi sposterò dal paese verrò sempre a salutarlo, è stata una persona squisitissima. Non ho nulla da dire, anzi ha fatto il possibile, ci ha cercato di aiutarci in tutto. Bene, allora la grande famiglia di Rete Veneta ti dà un'altra possibilità. Certamente questi soldi che ti daremo, questo assegno, sarà monitorato dal sindaco che si è preso l'impegno, perché il rispetto di questi soldi è grandissimo, perché è giusto, sono soldi anche di anziani che si privano di qualcosa per aiutare gli altri, perciò tu sai che dovrai tutto quanto l'importo essere monitorato e portare tutte le pezze giustificative, mi sembra anche corretto, al sindaco. Cosa dice Sindaco di questa iniziativa? Assolutamente sì, anche che ci sia una certificazione di quelle che sono state le spese sostenute, anche per rispetto nei confronti delle associazioni del mio territorio che in qualche misura per il tramite del comune dei servizi sociali hanno aiutato in precedenza la famiglia, quindi anche nei riguardi loro il fatto che sia rendicontato, che ci sia una trasparenza è utilissimo. Auguro il meglio a loro e a tutte le famiglie in genere. Perciò ancora una volta si vuol dimostrare che bisogna fare squadra, pubblico-privato. Assolutamente sì, io penso che soprattutto bisogna ripartire da quelle consuetudini storiche dell'aiuto di prossimità, con di fianco però anche una seconda gamba che potrebbe essere il pubblico, i servizi sociali. Però tutti assieme si può scavallare il problema, uscire dal tunnel. Allora questo è l'assegno che io ti consegno da parte della grande famiglia di Rete Veneta. Devi assolutamente rimetterti in piedi. Giustamente avrai un tutor, che sarà il sindaco di Noventa Padovana, che ringrazio, perché hanno bisogno di un tutor, perché i soldi delle volte prendono vie strane e noi invece dobbiamo monitorarli. Cosa vuoi dire alla grande famiglia? Ringrazio tantissimo la grande famiglia Rete Veneta per l'aiuto per la seconda volta che mi aiutate. Ringrazio molto e non so più cos'altro dire. Basta, non devi dire niente altro, l'importante è comportarsi bene e avere rispetto per questi soldi. Sindaco, vuole aggiungere qualcosa? L'augurio che sia una ripartenza vera, e quindi che si profili un futuro roseo per la famiglia, per gli affetti che sono più cari. Hai figli, bambini? Una bambina, appunto. Allora la salutiamo. Certo, Carlotta, la saluto tanto quanto, perché è a casa oggi.
Avete capito il perché? Perché c'è anche un minore e dobbiamo tutelare assolutamente il minore. Ciao grande famiglia, alla prossima volta.